Abbiamo fatto le nostre feste nel Veneto, abbiamo fatto un dibattito a Treviso, abbiamo fatto recentemente un dibattito anche a Verona. Insomma, la nostra idea è quella di aprire una discussione fra le forze che si collocano, diciamo, a sinistra del centro, il Partito Democratico, per ragionare insieme per quanto è possibile, magari per trovare anche un punto di incontro rispetto alla prossima scadenza delle elezioni regionali del 2020. Io credo che questa sia una scadenza di grande rilevanza. Adesso non voglio fare l'elettoralista, insomma, ad oltranza, però mi pare che nel Veneto, insomma, questa campagna elettorale che si prepara, insomma, che è già iniziata in qualche modo, insomma, soprattutto lo scontro che ci sarà attorno a questa scadenza delle elezioni regionali del 2020, sia un passaggio abbastanza importante, insomma, anche perché io credo che si potrebbe aprire una battaglia forte, insomma, perché ci sono tanti elementi concreti con chi governa questa regione ormai ininterrottamente da più di 25 anni, perché questo è il punto. Noi siamo un quarto di secolo, questa regione è governata al centro-destra. È anche altrettanto vero che non ci possiamo fare grandi illusioni, perché anche i risultati delle ultime elezioni europee mostrano una Lega fortemente radicata in questo territorio e le possibilità, insomma, di rovesciare questa situazione, almeno nel breve periodo, credo sia molto difficile. Però per noi esistono alcuni temi, alcuni elementi di contraddizione che sono evidenti o che si possono rendere evidenti in questo territorio, sui quali si può fare una aspra battaglia nei confronti della Lega. Ne cito alcuni. Il tema ambientale. Il tema ambientale è un tema che ha contorni drammatici in questa regione, sia dal punto di vista non solo del consumo di suolo, ma anche proprio degli inquinamenti, che sono inquinamenti pesanti, devastanti dell'aria, delle acque e del territorio stesso. Adesso le vicende le conoscete anche voi, forse meglio di me, ma insomma, se parliamo di PFAS, parliamo di interramento massivo di rifiuti tossici nel territorio, parliamo di una delle aree più inquinate con l'aria più inquinata. Io cito sempre un dato che per me è molto importante e interessante, insomma, che anche spiega molto di questa realtà. Nel Veneto noi abbiamo un primato, che è quello delle malattie pesanti, oncologiche, all'apparato riproduttivo dei maschi che vanno dai 15 ai 50 anni. Su questo abbiamo il primato europeo. Questo è uno dei principali indici di inquinamento, che riguarda tutto, naturalmente, riguarda l'acqua, l'aria e i rifiuti. Abbiamo, tanto per dire, un 20% della popolazione di questa regione che sta sotto o appena sopra la soglia della povertà. Non sono dati miei, sono dati dell'Ufficio Statistico Veneto. Questo segnala un fatto, che in Veneto, più che nelle altre regioni del nord Italia, i livelli dei salari e quindi lo sfruttamento del lavoro è pesante, molto pesante. Molti arrivano a superare quella soglia semplicemente perché invece di fare le normali 40 ore settimanali ne fanno 60, perché noi sappiamo che nelle piccole e medie fabbriche, o anche nei servizi in questa regione, insomma, molto spesso, come dire, no? Una minimo di garanzia di un salario decente si conquista attraverso il prolungamento insostenibile, a mio avviso, nel lungo periodo della giornata lavorativa. Io lo prendo, lo butto via, parlo, tanto mi sento. No, Te senti solo lì però. non si sente lì. Ah, va bene, va bene. Ecco, vado via veloce perché non. Poi c'è un altro tema, che è il tema dell'autonomia differenziata. Cioè, noi abbiamo in questa regione, e c'è un sostegno forte delle categorie economiche e industriali
di Confindustria sul tema dell'autonomia differenziata. È un progetto di mettere a valore il territorio, di accumulare, di concentrare tutte le risorse disponibili, no? In una governance che verrà fatta ovviamente dalla regione, cioè quindi dal centro politico che governa la regione e dalle categorie economiche, in particolare Confindustria, ma non solo Confindustria, che sostanzialmente domina questa regione da 25 anni. Insomma, poi le vicende collaterali le conoscete tutti, sono quella delle banche popolari venete, no? Sono quella del Mose, per dire. Sono anche quella della Pedemontana. Allora, noi partiamo da un dato che appunto non è facile far emergere queste contraddizioni, però nello sviluppo dei movimenti e dei conflitti si riesce comunque a mettere in crisi alcuni elementi dell'egemonia della Lega nella questa regione. Sicuramente sui temi ambientali, ma come abbiamo visto anche recentemente, attorno a una vertenza molto significativa a mio avviso, che è quella delle case popolari, dove un pezzo di elettorato che ha votato Lega massicciamente, molto di più che, non so, Padova città oppure a Venezia centro, eccetera, no? nei capoluoghi e nei centri di capoluoghi ha votato massivamente la Lega, percentuali 60-70%, vabbè, Scolini. E in questa vertenza delle case popolari, che è un tema che si lega assolutamente alla questione dello Stato sociale insieme al tema della sanità, dell'istruzione, eccetera, è una cosa insomma, che comunque ha messo in qualche difficoltà il governo di questa regione, cioè il fatto che Zaia sia stato costretto a intervenire, che abbia fatto intervenire tutti i presidenti dell'ATER, che stia facendo una campagna mediatica potentissima con il suo discorso furbetti, eccetera, segnala un fatto che c'è un elemento di difficoltà da parte loro. Adesso io non lo voglio neanche enfatizzare, però evidentemente. Io credo appunto che ci possa fare una battaglia significativa, al di là dell'esito elettorale, però una battaglia su contenuti molto forte, molto determinata, contro gli esiti, i risultati di 25, perché andiamo a bilancio su 25 anni di governo della Lega. La Lega costruisce larga parte della sua egemonia sul tema del nemico, dell'altro, molta parte del voto della Lega è legato al tema dell'immigrazione, cioè non lo dicono loro, non è che lo dico io, cioè, se parli con i leghisti, quelli che chiacchierano di più, ti dicono noi prendiamo una sbarellata di voti perché il tema dell'immigrazione, che noi abbiamo imposto come tema centrale nella discussione politica, è un tema che paga per noi in maniera elettorale strabiliante. Bene. Detto questo, ed è sono andato molto in fretta e cerco anche di lasciare più spazio agli altri. Noi pensiamo però che in questa regione non ci sia stata, al di là dei movimenti, delle lotte, di alcune espressioni, alcuni tentativi anche di realizzare percorsi anche elettorali diversi, non ci sia stata una significativa opposizione al governo. Cioè, il PD non è il partito di opposizione alla Lega nel Veneto. Non lo è sui temi fondamentali, non lo è sulla questione dell'autonomia differenziata, perché l'ha totalmente condivisa. Abbiamo avuto modo di vedere, di constatare che il referendum di Zaia, se avesse avuto anche l'opposizione del PD e ci aggiungiamo pure i grillini, nel Veneto non sarebbe passato nella forma di plebiscito come non avrebbe superato i 50 anni e sarebbe stata una sconfitta per Zaia. In realtà abbiamo visto il PD tutto ha codato e a volte anche perfino concorrente rispetto alla Lega su questo territorio. Il tema delle grandi opere, dalla TAV alla Pedemontana a quella che si prefigura come una nuova proposta di infrastrutturazione del Veneto in funzione di due assi fondamentali dello sviluppo per loro del Veneto, il turismo e la logistica, per fare due esempi. Il turismo, vi faccio solo un esempio, tanto per capire cosa significa. La provincia di Venezia ha il tasso di disoccupazione più basso, quasi al limite fisiologico della disoccupazione, in virtù del fatto che ha avuto un sviluppo enorme nel settore dei servizi e del turismo. Ma questo tipo di sviluppo
a chi ha portato benefici, dove sono andati i profitti, cioè il lavoro che insiste in questi settori è un lavoro per larghissima parte precario, sottopagato, cioè vale per l'industria e per il settore del turismo, ma vale anche per altri settori che sono cosiddetti settori trainanti del Veneto. Su queste cose non abbiamo sentito un grande intervento del PD, che è sostanzialmente d'accordo sul fatto che non bisogna rompere le balle ai padroni, perché è l'impresa che dà lavoro e che è il mercato alla fine il regolatore ultimo di tutto, no? Che sull'autonomia differenziata, eccetera. Quindi per quel che ci riguarda noi pensiamo che in questa regione ci sia lo spazio non per andare contro il PD eccetera, ma per costruire contro la Lega una vera opposizione in questo territorio, con delle ragioni forti, con un programma forte su alcuni punti che si possono facilmente enunciare. Per esempio, come dire, no? Opponendo al tema dell'autonomia differenziata la valorizzazione del ruolo dei municipi e del municipalismo. A me mi ha colpito molto un intervento di un inquilino delle case popolari che diceva: cazzo, questi hanno centralizzato a livello regionale la gestione del patrimonio immobiliare pubblico, questi sono i risultati. Cioè, e diceva era giusto che devono essere i comuni a gestire questo tipo di risorse, che sono risorse di Stato. Faccio solo un esempio molto veloce. Ecco, comunque la proposta per cui noi lavoriamo e siamo intenzionati che siamo intenzionati a perseguire è quella di costruire in questa regione finalmente una vera alternativa e una vera opposizione. A questo ovviamente crediamo sia necessario, perché sia forte, perché possa avere anche sul piano elettorale, ma anche sul piano della battaglia politica necessaria, eccetera, la più larga convergenza che possa comprendere le forze politiche di sinistra, che in qualche misura si considerano alternative a e anche i percorsi che sono quelli dei comitati ambientalisti, che sono quelli anche delle esperienze delle civiche che hanno avuto in alcune realtà anche risultati, con differenze anche notevoli, insomma, no, perché tutte le civiche sono uguali, no, diciamo delle cazzate, però comunque insomma hanno avuto anche alcuni risultati importanti, sottolineando comunque un elemento, una necessità della partecipazione e anche dell'approfondimento dei contenuti veri, insomma, di una possibile alternativa al governo di centrodestra. Io ho finito e passo la parola a Piero. Sì, buonasera, intanto ringrazio Rifondazione Comunista, Paolo Bongiorno per l'invito di questa sera, sono contento di essere qui, ricambieremo l'invito, ci sarà un rappresentante di Rifondazione Comunista alla festa Pane e Rose che si terrà dal 12 al 17 settembre a Chiesa Nuova presso lo spazio del ristorante etico che Strada Facendo, che terremo lì e avremo un dibattito nel quale coinvolgeremo un compagno di Rifondazione Comunista. Lo dico perché saranno coinvolti più o meno tutte le forze politiche del centro-sinistra. Credo che le feste servano anche a questo, a momenti di confronto e discussione, non per darsi solo ragione, ma per cercare di costruire all'interno delle feste un dibattito che sia vero, reale. Dico subito una cosa: noi abbiamo tentato di costruire un percorso in Consiglio regionale che sia in qualche modo fautore di un'alleanza diversa, che ancora oggi non c'è, non è rappresentata in quel Consiglio regionale. Cito una cosa: la battaglia sulle case popolari è stata fatta 2 anni fa in regione, l'80% degli emendamenti li ho presentati io come consigliere regionale Liberi e Uguali. È necessario veramente costruire una sinistra che oggi non c'è, non è rappresentata in quel Consiglio regionale. Noi abbiamo costruito un coordinamento di 3 consiglieri, uno
sottoscritto che esce dal Partito Democratico e ha fondato il gruppo di Liberi e Uguali in Consiglio regionale, una consigliera che è uscita dal Movimento 5 Stelle quando hanno fatto l'alleanza con la Lega a livello nazionale, Patrizia Bartelle, e Cristina Guarda che esce da una lista civica che aveva appoggiato il centro-sinistra. Come 3 consiglieri abbiamo costituito un coordinamento, si chiama Veneto 2020 semplicemente, perché non sarà il nome di un partito, non è il nome di una lista, non è il nome di un'aggregazione, ma è in qualche modo l'idea di essere punto di riferimento, essere al servizio di un percorso che deve coinvolgere le forze della sinistra e le forze civiche di questo Veneto per costruire un progetto alternativo, perché un Veneto diverso è possibile costruirlo. Guardate, parto subito dai contenuti perché sennò facciamo solo filosofia. Il primo contenuto è che in questo Veneto il signor Zaia e il signor Galan, ormai non se lo ricorda più nessuno, ma qualcuno l'ha votato Galan in questa regione, no? E qualcuno è stato anche il vicepresidente di Galan, lo ricordo, ed era Zaia. Questa regione è l'unica regione dove in qualche modo l'applicazione di quella che è stata la proposta della flat tax a livello nazionale è stata già applicata, è stata già realizzata, perché questa è l'unica regione d'Italia, e Zaia se ne fa vanto ogni volta, dice no tax, nella quale è stata cancellata l'addizionale IRPEF regionale. Il valore di questa posta di bilancio sono 150 milioni circa all'anno. Nel corso di questi anni significa 1,5 miliardi. Ma attenzione, è stata cancellata per i redditi più alti di questa regione, perché chi stava sotto un certo livello di reddito non la pagava, pagava 0. Quindi sostanzialmente noi abbiamo sottratto 150 milioni che andavano per il sociale e per il sanitario, a pagare qualche ticket, a aiutare qualche famiglia che è in difficoltà nel pagamento dell'affitto della casa, ad aiutare le associazioni che si occupano dei disabili, e questi 150 milioni sono finiti nelle tasche del 14% più ricco del Veneto. Flat tax, già fatta. Nel Veneto è già stata applicata, e molte delle difficoltà che voi vedete nel settore sociale e nel settore sanitario sono derivanti da questa scelta economica. Ve la faccio brevissima. Un parlamentare veneto ha ricevuto 2.000 euro in più all'anno, per 10 anni sono circa 20.000 euro, rispetto a un parlamentare di un'altra regione. Vi è chiaro? E dopo questa regione mette le mani in tasca agli affittuari delle case popolari. Lì va a raddoppiare, triplicare, quadruplicare i canoni d'affitto, e a chi è parlamentare ha garantito 2.000 euro all'anno di entrate aggiuntive attraverso la cancellazione e l'abolizione della addizionale IRPEF. Credo di essere stato chiaro, credo che non ci sia altro da aggiungere. La prima cosa che una forza di sinistra fa, prende i redditi sopra i 60-70 mila euro, applica l'addizionale IRPEF come avviene in tutta Italia, in tutte le altre regioni d'Italia, e con quei soldi dell'addizionale IRPEF fa un pezzo delle risposte sociali e sanitarie di questa regione. Secondo tema, l'hai affrontato tu Paolo e lo voglio ritornarci, la questione dell'autonomia differenziata. Allora, su questo tema è il punto sul quale ci siamo più spaccati nei confronti del Partito Democratico, ma diciamocelo francamente anche del Movimento 5 Stelle, perché quel referendum ha raggiunto il 57%, se stava sotto il 50% falliva, era bocciato. È evidente che la posizione a favore di quel referendum da parte di Partito Democratico e di Movimento 5 Stelle hanno consentito il raggiungimento del quorum. Sarebbe stata un'altra discussione
sull'autonomia differenziata se quel referendum veniva bocciato. Io l'ho scritto anche in questi giorni e l'ho detto a chiare lettere. Noi non abbiamo votato per l'autonomia differenziata, abbiamo votato per una proposta che è scritta in una legge regionale di trattenimento del 90% delle risorse in Veneto, pari a quello che avviene a Bolzano. Zaia ha fatto votare una legge in cui si dice il 90% delle tasse devono restare nel Veneto. Non c'è mai stata traccia di questa proposta in tutto il dibattito di questi 14-16 mesi del governo giallo-verde, di questa proposta. Cioè abbiamo votato su un annuncio del 90% delle risorse, ma che non si è mai tradotto neanche nella discussione proposta dalla Lega a livello nazionale. Io la chiamo frode. Quando io ho invitato a non votare, a non partecipare a quel referendum, era perché avevo in testa questa frode. Diversa cosa è ragionare, come ha fatto Sala in questi giorni, l'ho visto, ha annunciato l'idea che si possa, nell'ipotetico nuovo governo, ragionare di autonomia verso i comuni. È un'altra cosa, è un altro ragionamento. Guardate che la centralizzazione regionale è una cosa peggiore della centralizzazione statale. Non so come dirlo, lo abbiamo sperimentato con la sanità, cosa significa la centralizzazione con l'azienda zero. Ne abbiamo la dimostrazione palese di quello che è avvenuto. Ormai siamo a delle forme di monopolio regionale, una volta si parlava di monopoli statali, qui siamo ai monopoli regionali. Si fanno le gare d'appalto sulla gestione delle mense e le vince una unica azienda, quella di Putin, non è quello russo, anche se ci sono, è Putin alla Veneta, però la vince una sola azienda, serenissimo. Diciamo, guardate che avete applicato in maniera un po' così, diciamo, vantaggiosa per questa azienda questa gara d'appalto. Ci dicono no, ma voi siete sempre i soliti che contestate. Consiglio di Stato e ANAC hanno cancellato le gare d'appalto su questa gestione delle mense. Però è una dimostrazione di cosa vuol dire centralizzare. Non abbiamo più il controllo di nulla. Se chiuderanno Sant'Antonio, non è che Padova, la città di Padova, ha voce in capitolo rispetto alla gestione del Sant'Antonio, come non ce l'hanno neanche ormai i direttori delle aziende sanitarie. La centralizzazione ha portato a questo. E ultimo tema, perché non voglio togliere tempo e spazio agli altri, è sicuramente la questione ambientale. Ma guardate che stiamo vivendo in una regione che è la prima regione d'Italia per presenze turistiche. Dovremmo investire sull'idea di un Veneto bellissimo che dovrebbe sfruttare i suoi grandi patrimoni monumentali, culturali, ambientali, e invece stiamo un pezzettino alla volta distruggendo tutto, perché siamo la seconda regione per cementificazione, ma nel 2017 siamo stati la prima regione d'Italia per cementificazione e stiamo proseguendo in un modello di sviluppo che non ha più nessun senso. Pensate, hanno fatto un piano casa che consentirà a 11.000 capannoni vuoti, quelli famosi della legge Tremonti, perché prima i capannoni si tirano su, poi non c'è più nessuna attività produttiva, ma non ci sarà neanche in futuro, perché le attività produttive sono profondamente cambiate rispetto a quelle che si leggevano, si immaginavano 10, 15, 20 anni fa. E quegli 11.000 capannoni, anziché tirarli giù e rirendere permeabile quel terreno, che cosa ci fanno? Ci fanno e ci consentono di poterli trasformare in attività commerciali o abitative. E quindi nuove colate di cemento, un piano casa che consente il raddoppio delle cubature delle abitazioni, tutto a finalità elettorale, è evidente. Allora io credo che invece noi abbiamo bisogno di invertire questa tendenza, di ritornare a scommettere sull'idea che possa esistere un Veneto che rimette al centro la sua storia. Guardate, parlo della sua storia, perché la nostra storia, quella di cui si riempiono la bocca
i leghisti che non conoscono la storia del Veneto. È una storia di accoglienza, di apertura, di cultura. Su questo dovremmo ritornare ad investire, perché questa è la storia del Veneto, che lo ha reso una terra così straordinaria, così bella dal punto di vista anche culturale, monumentale, ed è questo il motivo per cui vengono da tutto il mondo a visitare questa terra. Di questo dovremmo scommettere. Qui si crea il lavoro, non prendendo i capannoni e trasformandoli per l'ennesima volta in commerciali, in servizi. Ma di quanti commerciali abbiamo bisogno in questa regione? Abbiamo 3 volte la presenza di centri commerciali rispetto al punto di saturazione considerato a livello europeo. 450 metri quadri ogni 1000 abitanti. È un'esagerazione, persino a Padova superiamo i 550 metri quadri. Allora io credo che abbiamo bisogno di costruire un modello di sviluppo nuovo e diverso, completamente abbandonando quello degli anni 60-70, che è ancora il modello di sviluppo, perché non c'è stato cambiamento. Tra Galan e Zaia non c'è stato nessun cambiamento dal punto di vista dell'impostazione, dal punto di vista del modello di sviluppo. Ecco, io credo che se scommettiamo su questa idea e proviamo attorno a questa idea a mettere insieme tutte le forze che ci stanno e costruire questo Veneto alternativo, io sono convinto che potremmo quantomeno raggiungere il risultato di iniziare a disegnare un Veneto diverso. Non so se riusciremo a vincere le prossime elezioni regionali, ma se non iniziamo ad avere un progetto di Veneto alternativo alla Lega e continuiamo a inseguire la Lega come è avvenuto sul terreno dell'autonomia, correremo il rischio di questo Veneto di non vederlo né il prossimo anno né mai. Mentre io credo che dobbiamo anche investire per le nuove generazioni e iniziare a disegnare un'idea di un Veneto profondamente diverso rispetto a quello che erediteremo dai 25 anni della Lega al governo. Grazie. Sì, buonasera a tutte e tutti. Io sono Luca Lendaro di Potere al Popolo Padova. Ringraziamo anche noi Paolo e Rifondazione Comunista per l'invito ad intervenire a questa festa e appunto cogliamo volentieri l'occasione di discutere insieme, di condividere qualche ragionamento e provare appunto a fare dei passi in avanti, quantomeno per quanto riguarda la chiarezza del modo in cui affrontiamo i problemi. Ovviamente per quanto mi riguarda, per quanto ci riguarda come Potere al Popolo, non abbiamo risposte da dare al momento, insomma, a proposte come quelle a cui si faceva riferimento innanzitutto, e quindi quello che voglio fare è semplicemente socializzare un ragionamento, niente di più, niente di meno. Dunque affrontare seriamente, con l'importanza che ha la scadenza delle elezioni regionali dell'anno prossimo, significa una cosa semplice, una cosa sola, cioè significa combattere la Lega. Combattere la Lega sul suo terreno, sul suo stesso terreno. Quindi appunto stiamo parlando di una forza che è al governo del Veneto e in Italia ormai, in regioni in maniera ininterrotta, in Italia con qualche invece interruzione, comunque da decenni, quindi a tutti gli effetti una potenza di palazzo, tanto a Venezia quanto a Roma, con tutti quanti gli scandali, la corruzione, le ruberie che questo comporta e ha comportato. Una forza che però d'altro lato, da qualche settimana a questa parte, è all'opposizione al governo dell'Italia, probabilmente finirà all'opposizione e quindi può di nuovo ammantarsi di quella retorica di essere una forza antisistema. L'abbiamo sentito Zaia appunto parlare di rivoluzione, parlare costantemente dell'autonomia come soluzione a tutti quanti i mali, parlare di un popolo che deve essere pancia a terra con lui al suo fianco, sotto di lui, insomma, da ora in avanti per andare a conquistarsi il palazzo nel quale sta comodamente da molto tempo. E quindi parliamo ovviamente di una forza che ha qui in regione percentuali da capogiro. Combattere la Lega su questo terreno è la sfida che comportano le elezioni regionali dell'anno prossimo, evidentemente una sfida che ha una portata politica complessiva che travalica i confini
della nostra regione. Fin qua siamo ovviamente tutti quanti d'accordo, la domanda è come si fa questa cosa qua. Io penso che non possiamo ragionare come se fossimo ad un passo dalla conquista della regione, o appunto come se fossimo una forza di governo. E penso che possiamo scambiarci molte idee, molte soluzioni e proposte, però dobbiamo affrontare seriamente che cosa significa, cioè in che modo, ecco, combattere la Lega sul suo terreno. Perché solitamente il mondo della sinistra risponde a questa sfida in due maniere che sono, se vogliamo, speculari e che sono, per quanto ci riguarda, entrambe problematiche, parte del problema e non assolutamente la soluzione. Da un lato c'è la risposta di chi si arrocca, diciamo, nella purezza e nella verità di una propria proposta politica, e quindi sì, nel momento in cui appunto si parlava di un bilancio di 25 anni di Lega al governo, penso che siamo capaci, e non ci voglia neanche tanto, di enumerare tutte quante le malefatte che sono state fatte, tutti quanti i problemi che questa regione ha e continua ad avere ancora più forti. Possiamo anche probabilmente elencare delle soluzioni rispetto a tutti quanti questi punti uno ad uno. Però io penso che nel Veneto di Zaia, nel Veneto leghista, nella fase politica che stiamo attraversando, la verità non basta e quindi non ci si possa arroccare in questa verità e si debba invece provare a metterla in discussione, prenderla da un altro punto di vista. Questa è una risposta che evidentemente non può lasciarci soddisfatti. L'altra risposta penso che ugualmente sia assolutamente deficitaria ed è quella dell'unirsi tutte e tutti ad ogni costo contro il mostro nero, contro il pericolo fascioleghista, contro la minaccia della democrazia, eccetera, eccetera, eccetera. Entro una logica, quella del voler contare, che altrimenti siamo troppo pochi, dove vogliamo andare se siamo divisi, eccetera, eccetera, che quando non è proprio quella dello stesso voto utile, che ben conosciamo, porta diritti nelle braccia di chi, come il Partito Democratico, è responsabile non soltanto con le sue politiche antipopolari dell'impoverimento che tutte e tutti noi e che la stragrande maggioranza, insomma, degli abitanti del Veneto, quantomeno delle fasce popolari, soffre da decenni, ma quindi anche con queste stesse politiche antipopolari della crescita della Lega e che insegue la Lega sui suoi stessi terreni, dal punto di vista dell'immigrazione, dal punto di vista della sicurezza, come se la sicurezza fossero più telecamere, appunto dell'autonomia, cercando di sfidarlo, come si è già detto molto bene, sempre su questo stesso campo, e quindi stando perfettamente in linea e cercando quasi quasi di fare opposizione da destra alla Lega, come se appunto fosse in realtà il Partito Democratico la forza, ad esempio, che fa veramente gli interessi padronali o di Confindustria e non i burattini della Lega. Non è affatto così, quindi non è ovviamente questa la strada che si deve percorrere. Questo rischio deve essere ben chiaro nella nostra mente quando parliamo di opposizione, di alternativa, altrimenti stiamo facendo un favore a chi è responsabile della situazione nella quale ci troviamo. In entrambi i casi, sia nello scenario di chi si arrocca nella sua purezza e nella verità, quanto in quello di chi predica l'unione di tutti quanti contro il pericolo del mostro nero e finisce a fare il lavoro per il Partito Democratico, l'alternativa di cui c'è bisogno non emerge, né può emergere, perché non sarà credibile agli occhi delle classi popolari. Quindi in entrambi i casi non si combatte la Lega, non si fa quello che si deve fare affrontando seriamente questa scadenza elettorale delle prossime elezioni regionali. Ecco, per noi questo problema, ovvero della coerenza, della credibilità di una proposta che si vuole realmente alternativa e di opposizione, non può essere il primo problema. Un problema che va di pari passo con quello dei contenuti, su cui evidentemente ci si può trovare d'accordo, ma che da soli non bastano. Quindi non si può andare con i corresponsabili della situazione nella quale ci troviamo e anche dell'ascesa della Lega, e non si può pensare di avere la verità in tasca e porsi in posizione da maestrini. Per combattere la Lega, secondo noi, si deve invece incarnare concretamente, praticamente, pochi e semplici principi, molto più che nelle parole, appunto nella pratica, nella concretezza di ciò che si fa e di quello che si è. Pensiamo, faccio un esempio molto semplice, se ne possono fare degli altri, ma provo ad articolare questo discorso che può sembrare banale, ma che secondo me non lo è affatto. Nel Veneto leghista, ad esempio, un principio come quello che dice che la vita deve venire prima dei profitti e la vita deve venire quindi prima del profitto privato è uno dei principi che deve guidarci, che noi dobbiamo incarnare in ogni cosa che facciamo e diciamo.
penso ovviamente alla sanità e alla salute, opponendoci allo smantellamento del servizio sanitario nazionale e a tutto quanto quello che avviene anche sul nostro territorio in termini di privatizzazione, cioè di lasciare spazio alla privatizzazione, di taglio a servizi sociali di prossimità, e invece andando nella direzione opposta, quella che appunto veda la salute delle persone, dei cittadini al primissimo posto, con servizi diffusi e anche con il coraggio di andare a rompere le compatibilità che sono imposte dall'alto, e che ovviamente quando ti dicono non ci sono i soldi tu non è che puoi semplicemente dire beh, non ci sono i soldi, nasconderti dietro questo. Se vogliamo veramente l'autonomia dobbiamo aprire le contraddizioni una dopo l'altra, arrivando all'altezza quantomeno di indicare i veri responsabili. Questo vale anche per quanto riguarda la sicurezza sul posti di lavoro. In Veneto sappiamo benissimo che cosa significa il Veneto produttivo, la locomotiva d'Italia, il Veneto virtuoso, eccetera, eccetera. Significa che in questa regione si muore di lavoro costantemente, si muore nei luoghi di lavoro, ci si fa male, non si hanno delle coperture. Anche rispetto a questo, che la vita venga prima dei profitti significa una cosa chiara, ed è su questo che bisogna andare a battere. Lo stesso vale per quanto riguarda l'ambiente, quindi contro le grandi opere, contro il consumo di suolo, contro l'apertura di ulteriori centri commerciali. Queste cose però non possono rimanere delle parole, non si può evidentemente venir meno di fronte a quello che si dice. Bisogna far sì che non possano aprire nuovi centri commerciali, che siano di multinazionali francesi, che siano delle catene nostre qua nostrane, che siano con la scusa dei PAM local, eccetera, eccetera, dei nuovi piccoli punti che comunque spolpano il commercio di prossimità, eccetera, eccetera. Bisogna opporsi a questa logica, bisogna farlo fino in fondo. Penso che questo stesso discorso di dire la vita prima dei profitti valga anche per quanto riguarda l'autonomia, il discorso dell'autonomia, laddove non si tratta semplicemente del frame, della cornice, della secessione dei ricchi, della secessione delle regioni ricche, ma si tratta anche del fatto che questa autonomia, nel momento in cui dovesse avere luogo, significherebbe semplicemente dare ulteriore carta bianca a queste classi dirigenti che hanno distrutto una regione come il Veneto e impoverito le persone venete, il popolo veneto che fa fatica ad arrivare a fine mese e, come diceva Paolo, appunto fino quasi al 20% sta intorno o sotto la soglia di povertà. Che la salute venga prima dei profitti significa anche mettere alla prova il discorso dell'autonomia e sfidarlo. Ricordiamoci che nel 2026 appunto ci saranno le Olimpiadi invernali che sono state decantate come una grandissima vittoria, ma che bisogna vigilare con ogni forza perché non si trasformino, come già sono tutti quanti pronti a fare, Benetton per primo, che ha fatto una fondazione ad hoc, nell'ennesimo momento di speculazione e di rapina. Dunque, perché un principio come questo diventi motore, è l'unica cosa che può salvarci qui in Veneto e in tutto quanto il mondo, vale a dire di un movimento popolare che vada ben al di là di ogni possibile opzione elettorale, ma che sia un momento di consapevolezza, di comunità, di costruzione di un tessuto sociale solidale che lotta, che va a prendersi le cose che ci vengono sottratte. Perché tutto quanto questo avvenga, appunto, oltre ad essere là dove ce n'è bisogno e sostenere tutte quante le resistenze che coraggiosamente, penso ovviamente ai comitati ambientalisti e non soltanto, insomma, si danno nella nostra regione, bisogna calarlo in pratiche chiare e riconoscibili. Faccio solo due esempi e vado a chiudere, scusandomi per la lunghezza. Il primo è un esempio che, come dire, che guarda quello che siamo noi una forza giovane come Potere al Popolo, quindi quello che significa per noi la pratica del mutualismo conflittuale, come stiamo provando a fare con l'occupazione e la restituzione alla comunità di uno spazio che era abbandonato da parte dell'Atre, destinato alla vendita, che è la casa del popolo Berta all'Arcella, dove attraverso sportelli, attraverso dopo scuola, attraverso momenti di cultura e di socialità comunque cerchiamo di costruire comunità, tessuti sociali resistenti, darsi una mano, dare risposte collettive a problemi che sono comuni. E l'altro esempio non può che essere, proprio per la sua evidenza, no? La lotta degli inquilini e delle inquiline delle case popolari, che si battono contro un aumento ingiusto, contro una logica appunto predatoria che va a mettere le mani in tasca a chi ha di meno con la scusa dei furbetti, mentre i soliti si arricchiscono, e che, come si diceva giustamente all'inizio, va proprio a mettere in luce la contraddizione che è propria della Lega al governo, di una forza reazionaria, classista come la Lega al governo, che continua a fare i propri interessi di chi sta bene a danno di chi ha di meno, incantando con delle promesse qualcuno che sta sotto e che deve essere tenuto sotto, e che nel momento in cui si rende conto che uno
la Lega gli ruba in tasca due che insieme si possono ottenere delle vittorie e anche contrastare insomma questa cosa, si rende conto che è stato preso per i fondelli, come spesso e volentieri capita a tutte e tutti noi, e che ci sono delle cose da fare tanto. Bisogna rimboccarsi le maniche, è su questa strada che secondo me bisogna andare e niente, questo era il ragionamento che volevo condividere con voi. Grazie, buonasera. Grazie. Sono Nicola Rampazzo, gruppo Coalizione Civica per Padova, e vengo, intanto ringrazio Paolo, Daniele per la Fondazione, per l'invito che mi dà occasione di fare qualcosa che mi piace molto ultimamente, che è ascoltare finalmente molti ragionamenti sul futuro della nostra regione. E è stato detto già molto, di certo con idee molto più chiare di quelle che ho in questo momento, perché con il percorso che abbiamo avviato, devo dire, un po' con molte realtà civiche del Veneto, per me è una fase molto di riflessione aperta. Molti temi ho molto apprezzato che all'inizio Paolo si è dato dritto al punto, diciamo. Però devo dire che se iniziamo a mettere in fila e iniziamo a discuterne tra chi non fa parte del mondo leghista, iniziamo a fare il tipo di lavoro di cui c'è bisogno, che è, al netto della Lega, pensare a che futuro vogliamo costruire in questa regione. Pensare se appunto lo sviluppo economico di questa regione, tanto di cose che ha posto, non è stato citato, ma non perché non sia sentito, ma per mancanza di tempo, di spazio, il tema delle infiltrazioni mafiose in questa regione. E non mi dilungo, voglio dire che un pezzo di economia di questa regione ha iniziato da tempo a costruire un rapporto simbiotico con le mafie, e di questo non si parla. Voglio dire che effettivamente c'è un problema legato alla tenuta di un pezzo del sistema economico nel piccolo dettaglio, non solo a causa della grande distribuzione, che indubbiamente è stato per decenni un veleno che ha distrutto interi territori, ma comunque ci troviamo in un contesto in cui anche non avessimo tutta questa grande distribuzione, le grandi corporation del commercio online distruggono intere, non si sente? Ok, distruggono intere, urlo un po' di più, distruggono interi territori. Eravamo con il percorso di ascolto che abbiamo lanciato come coalizione civica con altre realtà, che si chiama Il Veneto che vogliamo. Eravamo nell'Alto Vicentino per un incontro di ascolto sulla provincia di Vicenza, e in intere valli dell'Alto Vicentino manca un panificio, non hanno un panificio che faccia il pane. È una cosa molto piccola, però ci racconta di una regione che non è un blocco monolitico, di una regione in cui esistono intere aree di spopolamento, esiste un'emigrazione interna fortissima, oltre che un'emigrazione verso, soprattutto dei più giovani, verso l'estero. Esiste una questione generazionale enorme, che è innanzitutto una questione di reddito, una questione di precarietà, una questione di non poter costruire con serenità un futuro in questa regione. Allora, l'idea che vi sto facendo, e qua mi piace dire che parlo veramente a titolo personale, perché mi piace pensare che il tema, la domanda che ha fatto all'inizio Paolo, ma la domanda che ci dobbiamo fare nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, è certo il cosa, perché ci sono tante questioni, quella sull'autonomia va approfondita, va sviscerata. Faccio solamente un accenno: la Lega sta diventando un partito nazione. Questa cosa della Lega apre una contraddizione. Io non sto dicendo che quindi dobbiamo diventare quelli che inseguono la Lega a destra. Sto dicendo, in quella
domanda inconsapevole, poco informata, di autonomia. Cosa c'è? Quando in questa regione vediamo il fiorire di esperienze civiche, che non sempre civismo è sinonimo di, diciamo, far politica bene, però in tante realtà dove i partiti, diciamo, dell'arco parlamentare perlomeno, sono poco radicate, la risposta è stata alla Lega, è stata quella del civismo, che è una risposta di richiesta di potere dal basso, che è richiesta di cessione di potere alle comunità locali. Allora, questo discorso dobbiamo iniziare a farlo. Dobbiamo iniziare a farlo per iniziare a mettere in crisi il discorso sull'autonomia della Lega. Io lo sintetizzo sbagliando di certo in autogoverno da un certo punto di vista, autogoverno degli enti locali, delle municipalità. C'è domanda in un mondo che, se da una parte è andato ed è globalizzato, c'è domanda di trattenere potere dal basso. E noi questa domanda in qualche modo dobbiamo saperla, come dire, alimentare, e dobbiamo sapere dare una risposta. E la risposta, certamente una risposta dei contenuti politici, ma pare la storia della sinistra o la storia della politica ci insegna che deve essere una risposta anche di organizzazione politica, perché per essere radicati non civicamente, non sulla pancia della gente, cioè, e per riuscire a costruire veramente consapevolezza e informazione, serve radicamento. Nel piccolo le realtà che sono riuscite a costruire un discorso alternativo rispetto a quello della Lega e anche magari a governare con tutte le contraddizioni che governare vuol dire. Io penso all'esperienza che abbiamo fatto qui a Padova. Fino a 3 anni fa io vivevo in una città in cui tutte le persone che conoscevo fuori da Padova, ma anche dentro, dipingevano come una città razzista, in cui governava giustamente un sindaco razzista, leghista, la città più grande all'epoca, diciamo, governata dalla Lega Nord. Eppure la stessa città, per me la città non è cambiata, le persone sono sempre quelle. Oggi invece è una città completamente diversa. Quando Piero diceva che la storia del Veneto è una storia di accoglienza ed è una storia di apertura, ma il presente anche del Veneto è un presente di accoglienza, è un presente di apertura, nel senso che, e qui dobbiamo veramente fare un salto per me culturale, i veneti, quelli che stanno facendo accoglienza contro la Lega, che stanno facendo le battaglie nei comuni, nei comitati, nei movimenti, sono veneti esattamente come quelli che votano Lega. Dobbiamo smontare questo discorso che noi siamo degli ospiti in questa regione culturalmente e politicamente. Noi siamo i veneti, certo, per noi i veneti non sono i veneti di stirpe, sono le persone che vivono il Veneto, anzi, ma è sempre stato così. Noi siamo una regione che è stata costruita così. E quindi cerco di dare una risposta o meglio, dare alcuni elementi, e poi vado in chiusura, su quello che per me è una delle due domande. C'è il cosa, e dovremmo saperlo sviscerare, perché dobbiamo affrontare il tema di da che parte andiamo, qual è il futuro di questa regione, e quel modello produttivo degli anni 60 e 70, no? Il metalmezzato, il piccolo padrone, il paternalismo, tutto quel mondo lì è un mondo che in realtà è caduto sotto la scure della crisi economica e cade ogni giorno. Siamo una regione in cui siamo la regione delle partite IVA, dei lavoratori partite IVA. E allora è da lì che deve partire, cioè è da queste cose che deve partire, voglio dire, quando, lo dico anche per esperienza personale, per rimanere nella tua regione sei disposto, perché diciamo se hai voglia di lavorare, da lavorare ce n'è, ad aprire la parità IVA, la prima cosa di cui ti devi rendere conto è che sei un lavoratore, perché il racconto, certamente non solo della Lega,
anzi un racconto di lungo respiro e trasversale, è quello che puoi essere imprenditore di te stesso, che non sei un lavoratore, no? Che sei un'impresa. E così sei trattato. E ci sono migliaia e migliaia di lavoratori che per lavorare sono costretti a lavorare sto parità IVA. E questo vuol dire nessuna tutela, vuol dire non poter avere nessuna visibilità al di là magari di qualche mese e tanti altri effetti, finché o si emigra o dopo una lunga fatica si riesce a trovare una parziale sicurezza. E queste sono cose che sono successe ad intere generazioni in questa regione. E la domanda è quindi perché Zaia è lì? Secondo me Zaia è lì da una parte perché certamente lascia fare una classe dirigente che nei fatti sta dimostrando di non sapere, di non essere all'altezza del valore non solo economico che ha questa regione. E dall'altra parte perché dà un messaggio che al Veneto profondo piace. Il Veneto non è Padova, non è Venezia, non è solo Venezia, non è solo Vicenza, non è solo Belluno. I 4/5 della popolazione veneta vivono fuori dai capoluoghi di provincia, senza servizi, con pochissimi servizi, sanitari, mobilità, adesso non voglio ricominciare l'elenco, e non è un caso che sia dove i nostri temi e le nostre forze politiche sono meno radicate, dove invece il nostro aver parlato per anni di consumo di suolo non è ancora arrivato. A me capita di parlare con consiglieri comunali, con sindaci che non hanno quella sensibilità così formata su questo tema, e questo vuol dire molto. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo avere da una parte il coraggio di rivolgerci ai veneti, da veneti, dandogli veramente del più. Quindi di fare una piccola rivoluzione identitaria. Non sarà certamente di breve, ma anche se voglio dire, non è che ci sono i dogi, per fortuna non durano per sempre. E dall'altra parte organizzarsi e radicarsi. Vuol dire che andare ad aiutare tutte quelle realtà che nei piccoli comuni nascono dal nulla e si oppongono. Può essere il comitato, può essere la lista civica, può essere il piccolo movimento. Sono tutte delle realtà che nella stragrande maggioranza dei casi sono isolate. Vengo al percorso che stiamo facendo, come un po' come Veneto che vogliamo. È un percorso che ha questo obiettivo primario, quello di iniziare a mettere in rete tutte queste realtà, per iniziare a decidere insieme dal basso che tipo di percorso darci. Perché ho imparato che certamente se siamo in pochi ci possiamo mettere d'accordo facilmente, forse, però la forza che si ha quando le decisioni, i percorsi politici si decidono in tanti è una forza di lungo periodo. Grazie. Grazie Nicola, diamo la parola a Laura. Grazie Paolo e grazie dell'invito. Allora, sono state dette molte cose di analisi della realtà di questa regione. Cito soltanto come spunto da Alberto Peruffo, che ha scritto questo bellissimo libro Storie e cronache esplosive di Fassa e Spanno Veneti. A un certo punto dice Zaia, fa dei nomi, Zaia, Galan, Variati, Costa, li mette insieme, Zaia, ripeto, Galan, Variati, Costa, io ci aggiungo anche Moretti, sono gli archetipi della politica, sociologicamente parlando, sono gli assassini della civiltà contadina del Veneto e sono gli autori di quell'agglomerato urbano caos centrico che abbiamo davanti. Non mi dilungo naturalmente nella citazione, ma perché riassume un po' molte cose che sono state dette questa sera. Cioè, noi abbiamo in questa regione una concentrazione di soggetti che rappresentano il partito del PIL, possiamo chiamarlo così, il partito di quel prodotto interno lordo, no? Che già Robert Kennedy, se lo ricordano tutti, nel 1968 ci diceva e ci insegnava che non misurava il benessere, non era
adeguato l'inadeguatezza, metteva in luce l'inadeguatezza del PIL a misurare il benessere. Ma noi viaggiamo con il partito del PIL, che è veramente trasversale. Questo partito del PIL è il vero partito del no, benché davanti a noi abbiamo continuamente Zaia e quant'altro, Salvini, che dicono no, ci sono quelli del no, no grandi navi, no FAS, allora no TAV, no appunto TAP, allora noi saremo quelli che bloccano, quando invece, se facciamo un piccolo resoconto, noi viaggiamo dal 2001, quando per l'appunto ci fu la legge obiettivo, se non erro il Berlusconi, e arriviamo al governo giallo-verde con lo sblocca le grandi opere appunto del 2019, passando attraverso lo sblocca Italia di Renzi del 2014. Quindi abbiamo altro che no. Questo paese ha continuato a sbloccare infrastrutture e abbiamo di fronte una regione che è una regione infrastrutturata, la regione asfaltata, la regione cementificata per eccellenza, una delle regioni con il più alto consumo di suolo, una delle regioni più inquinate, è già stato detto, aria, acqua, terra, una regione che ha delle ricchezze che però sono di fronte ad un dissesto incredibile, una regione che tra il mare e le montagne ci presenta davanti agli occhi che cosa sta accadendo in modo allarmante di fronte alla crisi climatica. E siamo governati da chi, questo partito del PIL, in realtà è negazionista di fatto, a volte è esplicito, c'è chi il negazionismo lo esplicita, o implicito, perché magari parla di sviluppo sostenibile, perché magari parla di crescita verde, ma in quella crescita verde, in quello sviluppo sostenibile, non ci stanno politiche che in realtà sfuggono dalla continuazione di una politica di consumo e di sviluppo. In realtà quello di cui abbiamo bisogno è davvero di una politica di coraggio, e mi riallaccio anche a quanto diceva Paolo all'inizio. Nel 2015 con Altro Veneto, che mi sento di rivendicare, nonostante l'insuccesso del risultato, abbiamo messo in campo una piccola avanguardia. A mio avviso la chiamo così, una piccola avanguardia, perché quello che avevamo scritto nel programma, che è leggibile, è di estrema attualità, assolutamente attuale. Toccavamo esattamente i punti che sono diventati drammatici oggi, non perché fossimo dei maghi, ma semplicemente perché mettendo insieme un po' di conoscenze, un po' di esperienze, un po' di saperi e scrivendo insieme con coraggio un programma che diceva no ad alcune cose e che diceva sì, invece si può costruire un'alternativa, credeva nella possibilità di poter tirare fuori da questa regione un percorso. Sapevamo benissimo che non potevamo portare a casa chissà quale risultato, come tra l'altro ricordava Luca adesso, ricordava Paolo prima, viviamo in una regione che dobbiamo avere ben chiaro qual è il quadro, bisogna essere lucidi sulla situazione e di dove sta la maggioranza dei veneti, stanno lì, stanno da quella parte là, lo dobbiamo sapere chiaramente, e alla luce di questo sapere dobbiamo avere il coraggio di mettere in campo un percorso vero, cioè non c'è tempo per tatticismi, a mio avviso, non c'è tempo per politica di cabotaggio, non porta da nessuna parte la politica di cabotaggio, è tempo di coraggio vero. Tra l'altro ce lo insegna, scusatemi se faccio questo riferimento, una ragazzina piccola così, che dicendo delle cose sta facendo il giro del mondo ed è riuscita a mobilitare migliaia di giovani, milioni, scusate, milioni di giovani. Cioè ci insegna, e dobbiamo guardare con attenzione e umiltà, che quello che sta accadendo merita un'attenzione che deve andare al di là delle semplici dichiarazioni.
Cioè la crisi climatica che abbiamo di fronte comprende dentro di sé tutto, cioè quando noi parliamo oggi di welfare, casa si è parlato, di lavoro, di salute, devono stare dentro, sotto questo ombrello della crisi climatica, perché si lega tutto insieme. Le migrazioni, come voi sapete, per esempio, una parte consistente dei migranti è frutto della crisi climatica. E forse questa paura che c'è e queste politiche contro i migranti che ci sono in tutto il mondo in questo momento, forse derivano anche da una forse inconsapevole consapevolezza o percezione che non c'è posto per tutti, o che forse questo tenore di vita che una parte del mondo sta tenendo da troppo tempo non è sostenibile, non è più sostenibile. Che dobbiamo imparare che non è l'efficienza il punto di arrivo in questo efficientissimo Veneto, che poi non è così, ma è la sufficienza, la vera parola radicale e rivoluzionaria in questo momento. Significa cambiare completamente paradigma. Io non vi voglio dilungare molto, però io vorrei che avessimo la forza a sinistra e il coraggio di mettere in campo davvero una proposta radicale da questa regione, perché questa regione può parlare all'Italia, perché è una regione, voi lo sapete, è decantata, è il motore di questo paese, no? Quindi può parlare. Questa regione comprende dentro di sé città, io vengo da Venezia e vi dico che in questo momento Venezia ha dentro di sé tutte le contraddizioni possibili. Uno sviluppismo sfrenato in nome di un turismo che se la sta mangiando, se la sta divorando giorno dopo giorno. Venezia è la sua terraferma, perché abbiamo non solo le grandi navi, abbiamo anche i grandi alberghi, che sono la stessa identica cosa, che stanno trasformando completamente le città. Paolo ricordava prima, non c'è disoccupazione, ma abbiamo un'occupazione non solo sottopagata, ma che è completamente subalterna, diciamo, a questo turismo che si fagocita tutto, che vuol dire una città invivibile ormai, tanto che ogni tanto ripenso, quando leggo ai miei ragazzi il discorso di Marinetti, futurista, su, forse qualcuno se lo ricorderà, su questi veneziani che si vendono tutto, mercanti, mercificano completamente la città, mi viene in mente che forse aveva ragione persino lui. Quindi io credo che non ci sia più tempo, veramente mi sento di sposare lo slogan di Greta Thunberg, non abbiamo più tempo, non ce l'abbiamo, non c'è tempo per tatticismi e non ha neanche senso, guardiamoci bene in faccia, stiamo in una regione fatta così, lo ricordava anche bene prima Luca, no? Due opzioni, i puristi, diceva Luca, e dall'altra parte quelli che si accodano uniti tutti pur di andare contro il nemico, pur di fare qualche numero. Sono d'accordo con lui che né l'una né l'altra funziona, ma c'è la terza via e sta sia nella pratica delle azioni, come dicevi tu, e ci sono tanti esempi virtuosi in questa regione, ma sta anche nella forza anche delle forze politiche. Io, visto che sono a questo tavolo, mi sento di fare questo invito e questo appello di mettere da parte i soliti tatticismi e con coraggio affrontare una scelta politica autentica, vera, che dimostri finalmente che esiste una possibilità di sinistra, che si può fare, ma bisogna cambiare paradigma e bisogna avere coraggio di dire che sviluppo sostenibile, parlare di ambiente, parlare di cambiamento climatico significa anche adottare politiche, scelte vere, il che vuol dire che io non posso allearmi a Variati, io non posso allearmi a Lamoretti, perché queste cose non solo non le pensano, ma non le fanno nemmeno e non le hanno mai fatte perché hanno sposato altre politiche. Io ho fatto un'intera campagna elettorale con insieme Lamoretti che parlava delle trivelle, che rivendicava il Jobs Act, rivendicava quelle politiche, quindi diciamoci le cose onestamente. O si vuole fare davvero un cambiamento, ma bisogna farlo radicalmente e si può fare. Dobbiamo avere la consapevolezza che si può fare. Bando ai tatticismi e facciamo davvero qualcosa di serio in questa regione, magari riusciremo a parlare anche al paese. Grazie.
Niente, io vorrei dire che quello che è stato detto dà una fotografia non solo del Veneto, ma della società che viviamo, della società nazionale, che è quella del trionfo del capitalismo. Mi sembra che sia in Veneto, per esempio, la Lega, oppure quelli che hai citato tu prima, Laura, Variati e così, sia l'evoluzione o la devoluzione della democrazia cristiana. Cioè, non è che sia cambiato tanto rispetto a anni fa. O meglio, sì, qualcosa è cambiato. Non c'è più e non ci sono più dei partiti diciamo alternativi a questo sistema. E secondo me è proprio questo il punto che dovremmo affrontare. Intanto sono d'accordo con quello che diceva Luca prima, che non possiamo riunirci perché andiamo contro qualcuno, ma secondo me dobbiamo fare lo sforzo a due livelli. Uno è lo sforzo di dire ci riuniamo su un progetto, che deve essere un progetto che non può essere parziale, o l'unione di tanti piccoli o grandi conflitti che viviamo ogni giorno. E dopo dirò cosa penso su questo. Ma deve essere un progetto di alternativa, non soltanto banale alla cosa, ma di alternativa al modello di sviluppo. Io vedo che è un po' fuorviante e sbagliato che ci troviamo sempre in vista delle elezioni. Dovremmo essere in grado di trovarci a prescindere delle elezioni e discutere tra noi in maniera molto precisa di quello che effettivamente ci unisce, ma anche delle difficoltà che ci sono magari tra di noi, per vedere qual è il minimo comune denominatore che possiamo portare avanti. E dico quello che mi sta più a cuore di questa della società e della cosa. Al di là dell'ambiente che sappiamo, c'è un problema che si chiama lavoro in questa società che viviamo. E all'interno delle questioni del lavoro, al di là delle retribuzioni che sono altamente insufficienti oggi a condurre una vita decente, al di là della fatica che si fa per lavorare, per raggiungere fine mese, quindi non è vero che si lavora 8 ore al giorno, c'è chi non può lavorare neanche mezz'ora perché è disoccupato, e ci sono quelli che ne lavorano 12 o 13 ore al giorno pur di lavorare, quindi c'è uno sfruttamento da una parte e dall'altra ben preciso. E c'è un problema di sicurezza, che è la sicurezza nei posti di lavoro, che porta ad essere, secondo l'INAIL, la nostra regione, la terza come numero di morti nei posti di lavoro in itinere, e secondo altre fonti, magari non la terza, ma una che vede una provincia come Verona, che ha il numero più alto di morti nei luoghi di lavoro, senza considerare quelli in itinere, di tutta Italia. Quindi c'è una questione che noi dobbiamo affrontare e provo a buttarla là, ma è qualcosa che bisogna ragionare. Noi abbiamo un'opportunità e un'occasione di affrontare i problemi del mondo del lavoro, ma anche quelli dell'ambiente, così,
se proviamo a pensare a quello che è l'innovazione tecnologica, la robotica, l'informatizzazione, la digitalizzazione, in una maniera completamente diversa da come la vedono i padroni, da come la vede Confindustria, da come la vede questo governo, e direi anche da come la vedono anche le forze sindacali oggi. Cioè noi dobbiamo affrontare questo problema proponendo un effetto completamente diverso. Cioè non possiamo opporci all'innovazione tecnologica, ma possiamo dire a chi deve andare la ricchezza prodotta dall'innovazione tecnologica. Se deve andare nel profitto o nel benessere di chi vive del proprio lavoro. Allora, su questo tema, secondo me, dobbiamo affrontare, studiarlo e vedere come portarlo avanti e qual è il ruolo dello Stato e delle istituzioni. Cioè, quali investimenti noi chiediamo su queste cose e per chi? Dove va indirizzata la robotica, l'innovazione, l'informatizzazione? Per me, io sono sempre dell'idea che deve essere indirizzata a liberare l'uomo più che dal lavoro, dalla fatica, e che diciamo, l'evoluzione dell'essere umano va in questo senso e non nel senso del profitto. Ecco, su questo, venendo a noi e visto che siamo qua varie forze politiche che sono divise, si guardano in cagnesco molto spesso, ci sono poche occasioni di trovarci molto spesso. Dico, su questi punti riusciamo a costruire un fronte a questo punto anticapitalista per me, che diciamo che metta, al quale a nessuno dei partecipanti deve essere chiesto di fare un passo indietro, ma che evidenzi anche le identità e le diversità che ci caratterizzano. Perché io non credo che si possa andare avanti a livello diciamo, di quando si avvicinano le elezioni, di fare delle cose magari belle e magari lodevoli, ma che si configurano come cartelli elettorali. Io credo che ci dobbiamo dare una prospettiva molto più, scusate, molto più avanti nel tempo, però siamo qua appunto a discutere di questo. Noi come Partito Comunista Italiano non chiederemo mai a nessuno di fare a meno della propria identità. Vorremmo che anche gli altri non pretendessero questo da noi. Quindi secondo me questo oggi e gli altri giorni parlava Paolo prima di Verona e di Treviso e di altri posti dove ci siamo anche trovati a discutere, devono essere i primi passi, secondo me, verso quello che io ribadisco deve essere un fronte unitario che abbia delle caratteristiche ben precise, ma nel quale nessuno degli appartenenti al fronte prevarichi gli altri. Chiudo il giro, provo ad essere il più rapido possibile. Intanto mi unisco anch'io ovviamente ai ringraziamenti a Rifondazione, che ogni anno, devo dire, all'interno della festa ci tiene a costruire questi momenti di discussione e interlocuzione che sono comunque molto importanti. Parto con una battuta che si diceva: ci troviamo sempre a discutere a ridosso di elezioni. Qua il problema è che, a differenza di quello che dice qualcuno, si vota ogni anno, cioè è quasi impossibile ormai non discutere a ridosso di un'elezione. Però detto questo, veniamo un po' a noi. Allora,
io intanto non voglio insistere sui tanti temi che sono venuti fuori, io su quelli sono d'accordo col 99,9% delle cose che sono state poste dagli interventi precedenti. È strano, no? Noi ogni tanto, se guardiamo da fuori la nostra regione, la vediamo dipinta come il giardino dell'Eden, il paradiso in terra, no? Tutti quelli che ti guardano da fuori, ma anche la narrazione stessa che Zaia crea di questa regione nella sua narrazione è quella del bene assoluto. Dopodiché vai a vedere i dati e ti accorgi di tutte le cose che dicevamo prima, no? Io le divido su 3 ambiti: quello dell'ambiente, l'abbiamo detto, siamo la seconda regione per consumo di suolo, e ogni volta che accendiamo la macchina, ma anche banalmente prendiamo la bicicletta, transitiamo su strade che vengono costruite su discariche fondamentalmente, perché siamo tutti i rifiuti che vengono internati, a partire dai grandi esempi delle autostrade come la Valdastico, ma anche nelle città non è che sia molto diverso da quel punto di vista. Siamo la regione dei FAS, siamo la regione insomma delle grandi navi, ricordiamo ogni grande nave che transita per la laguna di Venezia, o meglio per il canale della Giudecca nel pieno centro di Venezia, corrisponde a 14.000 auto all'incirca, senza contare l'effetto che ha su un ecosistema delicato come quello della laguna, proprio nel suo fondo lagunare stesso. E c'è il tema della sanità che poi è connesso a questo, perché tutte quelle cose là, il fatto che le nostre centraline nelle città un giorno su 3 siano fuori dai parametri dell'inquinamento, determina il fatto che siamo una delle regioni col maggior numero di tumori in Italia. E rispetto a questo cosa facciamo? Tagliamo anche sulla sanità, perché ovviamente deve funzionare così. Abbiamo tagliato il 20% dei posti letto negli ospedali pubblici, però ne hanno guadagnati il 16% le strutture private. Non abbiamo più medici e quelli che abbiamo ultimamente gli facciamo aprire, a proposito del discorso che faceva Nicola prima, la partita IVA per assumerli a collaborazione in modo da perdere tutti gli oneri da parte delle strutture anche ospedaliere e via discorrendo, anche nelle garanzie dei medici stessi. Facciamo lavorare di notte i specializzandi facendogli fare turni incredibili. Facciamo le reperibilità ai medici che magari stanno tutta la notte in sala operatoria, tornano a casa un'ora e alle 8 di mattina si devono ripresentare in sala, tanto chi è sul tavolo operatorio tendenzialmente siamo noi. E di fronte a tutto questo invece appunto viene descritto il bene. Poi c'è il tema delle diseguaglianze, dei diritti sociali. Siamo la regione, lo diceva bene prima Piero, che taglia l'addizionale IRPEF al 13% dei suoi cittadini, che poi sono quelli più ricchi, e contemporaneamente aumenta del 50% in media i canoni di chi vive nelle case popolari. Potremmo fare moltissimi altri esempi da questo punto di vista, no? Potremmo parlare della mobilità, il fatto che mentre si discute di grandi opere, magari molti di noi prendono i treni da pendolari la mattina e sanno invece cosa vuol dire muoversi col trasporto pubblico, stando anche in tema di grandi discorsi nazionali degli ultimi mesi, no? Come quello della TAV piuttosto che tanti altri. E anche per affrontare il tema per esempio della mobilità sostenibile e tanti altri che potremmo mettere al centro della nostra discussione. E io penso che su questo noi abbiamo le idee molto chiare di che cosa vorremmo fare, che è esattamente il contrario di questo, perché per ogni no che diciamo, prima Lucia diceva ci dipingono come il popolo dei no, abbiamo anche tanti sì da mettere, perché è l'esatto rovesciamento di queste cose, è il fatto di praticare una politica che sia in grado di essere utile ai cittadini di questa regione, di rimetterli al centro, facendo tutte le cose che venivano dette prima. Ma come farlo? Qua volevo un attimo arrivare, perché appunto sul tema degli argomenti siamo appunto tutti, mi sembra, sufficientemente d'accordo. Allora io su questo penso che ci siano alcuni temi da cui non possiamo fuggire. Noi viviamo in un paese dove da 20 anni, anzi ormai di più, si è creato, o meglio si è dato un fenomeno che era quello prima del berlusconismo e poi
quello che è diventato fondamentalmente il populismo nella politica, che ha creato una nuova narrazione in questo paese. Non è che non ha avuto effetti. Se noi a questo ci accostiamo la poca credibilità che le strutture politiche a 360 gradi hanno avuto per una serie di limiti che sono stati sottolineati e via discorrendo, se noi vogliamo continuare a fare una politica che sia utile per le persone, non possiamo far finta di niente rispetto a questo argomento. È in questo contesto, secondo me, che, come diceva Nicola prima, il concetto del civismo emerge. È di fronte a una non fiducia di quelle che sono le figure politiche, storiche, tradizionali. E è una colpa nostra? Sì, anche in parte. Io sono qua, rappresento un partito, Sinistra Italiana, non è che sto parlando da esterno a questa critica. Però se noi vogliamo continuare, no, a praticare quella trasformazione dello stato di cose esistenti, bisogna che con questi temi iniziamo a farci i conti sul fatto che la crisi della rappresentanza una serie di elementi li ha messi in campo. E allora forse rispetto a questo dovremmo smetterla di discutere, a proposito a ridosso delle scadenze elettorali, se il tutti uniti o il tutti divisi, ma partiamo a discutere sul che cosa vogliamo fare, come lo vogliamo fare, e dopodiché ci poniamo il problema di chi verrà a farlo con noi. Io questo l'ho vissuto per esempio sull'esperienza padovana con Coalizione Civica. Noi qua siamo partiti da un appello che è stato firmato da forze politiche, E dopodiché ci siamo trovati, abbiamo pensato che quella cosa avesse un senso, abbiamo iniziato a lavorare sui programmi e mettere al centro, alla pari, in maniera orizzontale, tutte le persone che avevano voglia di spendersi in questa dinamica. Abbiamo costruito tavoli di lavoro, abbiamo costruito assemblee di centinaia di persone, abbiamo fatto tutto quello che... abbiamo ceduto la nostra sovranità a quello spazio come strutture organizzate e abbiamo passo per passo deciso come arrivare a un'elezione che ci ha permesso di riconquistare quella che era, ecco, non la prima, perché ricordiamo che c'era Verona prima, so che tendiamo a consegnarla alla Lombardia, però ogni tanto prima c'era appunto Verona, però abbiamo riconquistato questa città con tutte le difficoltà che oggi abbiamo, nessuno dice che sia, Nicola lo sa molto meglio di me, che c'è internamente tutti i giorni. Ecco, io penso che la stessa cosa noi dovremmo farla anche a livello regionale. Non dobbiamo vergognarci di appartenere a una forza politica, non sto assolutamente dicendo questo, ma io penso che se oggi noi vogliamo fare un processo, e su questo non sono d'accordo con quello che veniva detto prima, cioè sul fatto di dare per persa questa regione, sarà difficilissimo, ma lo spirito che noi dobbiamo mettere in campo è quello di provare a farcela, provare a entrare nelle contraddizioni appunto vive e che esistono in questa regione. Ecco, rispetto a questo mettiamo al centro quelle migliaia di persone che si mobilitano, che quotidianamente mettono il loro protagonismo in campo. Io penso alle migliaia di persone contro le FAS, ai FAS, le mamme no FAS, penso al comitato no grandi navi, penso ai movimenti per esempio ambientalisti della Bassa Padovana, che è un territorio dove la Lega ha delle percentuali incredibili, ma grazie al protagonismo di chi lì si mobilita quotidianamente mantiene viva un'opposizione sociale vera, capace di costruire un discorso di alternativa. E noi con quelle persone dobbiamo provare, secondo me, a parlare. A loro non appassiona, alla gente che vive anche nelle case popolari con cui costruiamo la mobilitazione contro gli aumenti dei canoni, non gliene frega niente. PD sì, PD no, PD forse, o MDP sì, o Rifondazione no, o quello cosa fa. Gli interessa cosa proponiamo. E allora se noi siamo in grado di costruire un programma capace di mettere al centro quelle persone, che non è firmato dalla sommatoria delle sigle delle strutture politiche esistenti, ma che è un processo partecipato vero, e che dice appunto no ai FAS, no alla revisione, su questo faccio una parentesi dopo, però, ma la garanzia del diritto all'abitare, che dice diritto alla sicurezza, che non è il problema dei migranti nelle nostre città, ma è il fatto che nel 2018 ci sono stati 138 morti sul lavoro solo in questa regione.
un incremento di 1000 infortuni sul lavoro e dati insomma che tremendi da questo punto di vista, e tutte queste cose qua. Se viene il Partito Democratico e mi firma questo programma, cambia per me l'elemento del discorso. Poi come lo faremo? Lo decideremo insieme rispetto alla realtà che abbiamo davanti, perché altrimenti la mia paura è che ci parliamo tra di noi, ma non arriviamo a spiegarci alle persone che ci guardano, che sono sempre meno appassionate dei tatticismi politici, come veniva anche detto prima, e hanno un problema legato alla realtà della loro vita quotidiana, e con quella devono fare i conti. Allora, secondo me, se saremo in grado di fare questo, forse potremo fare un piccolo passo. Io sono convinto anch'io che non ci sia più tempo, come dice Greta, come diciamo anche noi da un po' di tempo, però abbiamo insomma una grande necessità, appunto proprio per questo, di accelerare. Non è detta che ce la faremo l'anno prossimo, ma forse potremo mettere in piedi qualcosa anche capace di cambiare radicalmente la realtà sociale e politica in cui viviamo, e anche tentare di costruire un mondo migliore da questo punto di vista. Questo vale per il terreno territoriale nostro e vale anche sul piano nazionale, europeo e via discorrendo. Io voglio dire solo una cosa sui sì anche. Lo dicevamo prima in chiacchiera mentre assaggiavamo l'ottima cucina della festa di Rifondazione. No, ma è vero, lo dico veramente. Anche sul tema, per esempio, della casa, no? Noi ormai siamo sempre più abituati al fatto che la garanzia dei diritti di qualcuno passa per la sottrazione dei diritti di qualcun altro. E questa cosa non funziona così. Per esempio, anche rispetto al tema del diritto all'abitare. È vero che forse ci vorrebbe una riorganizzazione di quello che è il principio, no? Anche delle assegnazioni, delle case pubbliche, di una serie di questioni, tenendo presente che viviamo in una regione dove si diceva 7.000, Paolo, no? Più o meno appartamenti sono sfitti. Ma 7.000 popolari, parliamo di quelli ATER, adesso 500.000 in termini generali, sai, sono cifre pazzesche. Ma per esempio, allora il fatto che noi dobbiamo garantire a chi c'è una possibilità, a parte chi appunto è furbo, non ne ha diritto, ma si è dimostrato anche nel corso degli anni che in quei casi si può intervenire comunque, a prescindere dalla legge regionale che ha fatto adesso la giunta Zaia. A Padova anni fa è stato fatto, ne parlavamo qualche giorno fa. Ma per esempio anche iniziare a pensare che anche i parametri che erano stati studiati per le assegnazioni delle case 30 anni fa non parlino più di un mondo attuale, dove esistono delle nuove forme di precarietà, di povertà, per esempio quella giovanile. Quanti di quelli che giovani sotto i 35 anni, diciamo, ogni tanto sentono parlare di stipendi da 1.200, 1.400 euro e gli sembra un obiettivo irraggiungibile perché difficilmente arrivano ai 700, 600 euro al mese. E allora di quelli vogliamo iniziare a parlare, che magari avrebbero diritto anche quelli a poter accedere a però non perché questi devono accedere bisogna far uscire la signora che da 30 anni abita in una casa popolare. Ce n'è spazio per tutti se affrontiamo veramente il tema. Allora, e veramente chiudo su questo, mi piacerebbe concentrarmi su questo terreno del discorso. Dopodiché le alleanze, lo vedremo in seconda battuta, vedremo cosa succederà, non lo so, e questo vi dirò la verità. Mi appassiona anche molto, molto, molto meno. So una cosa sicuramente, non andiamo in là di un certo livello, ovviamente, perché poi c'è sempre un limite. Però ricordiamoci che le scelte che facciamo, quello che facciamo, il fatto di costruire anche avanguardie, che è bello, è giusto, è quello che vogliamo. Ma dopodiché c'è chi governa, e quelli che governano poi sono quelli che determinano, per esempio, che gente rimanga a 12 miglia dal mare con onde di 3 metri senza poter entrare in un porto sicuro. E io, quando oggi è arrivata la notizia del permesso allo sbarco per i 34 rimasti a bordo della Mare Ionio, ho esultato e ho pensato che se domani avessi potuto evitare che Salvini tornasse al Quirinale e non a Palazzo Chigi, per me era già una grandissima vittoria.
Poi cosa facciamo sul resto dipende da noi, dal fatto di non accontentarsi, e chiudo veramente su questo, perché ogni volta sembra che quando arrivi al governo, che sia di un paese, di una regione, di una città, improvvisamente debba sparire l'elemento della mobilitazione invece sociale. Invece lì ci deve essere l'elemento di intelligenza, di non accontentarsi, soprattutto quando sei con diversi da te, e continuare a spingere dal punto di vista delle mobilitazioni. Io sono cresciuto nel concetto che il potere costituito è sempre sbagliato e c'è sempre bisogno di una sana spinta di potere costituente. Adesso insomma, abbiamo ancora un po' di tempo. Se c'è qualcuno che vuole fare un intervento, vi prego solo di essere brevi, insomma, ecco, di non fare comizi perché ne abbiamo già fatti abbastanza noi. Esatto. Grazie. Devo fare sempre la polemica. Eh beh no, se cominciamo a dire che non si deve fare polemica. No, stavo parlando con Susanna, non con te, grazie. E io mi sono girata e sono andata via. Che polemica. Posso dire che sono d'accordo con tutto quello che ho sentito e va da sé, assolutamente, altrimenti non sarei qua. Ho aderito, e lo sanno alcuni, con grosso entusiasmo, impegno a Coalizione Civica. Mi sono attivata. Dopo un po' sono rimasta molto delusa, perché a fronte degli attacchi diretti e personali al vice sindaco, il quale aveva fatto un certo tipo di proposta che poi non è stata mantenuta, mi sono ritrovata abbastanza isolata, ma va bene così. Sono rientrata, sono contenta di esserci, io credo che effettivamente non ci si debba accontentare. Sono assolutamente d'accordo sul fatto che il potere costituito non deve restare un potere sclerotizzato che tutto quello che fa è ben fatto perché ci rappresenta o ci rappresenta fino in fondo. È inutile fare delle lotte che poi non vengono portate avanti mai più. Quindi ecco, mi trovo d'accordo su tutto e sul fatto che bisogna attivarsi contro Zaia, il quale secondo me ha la vita troppo facile. Stamattina ho telefonato al comune di Montecchio Maggiore per chiedere, parlare con l'ufficio dell'ambiente, perché avrete visto che si sta facendo lungo la pedemontana una raccolta di rifiuti nascosti, cementificati appunto dal cemento. Allora perché non ci si attiva e non ci si va a fare? Non si pubblicizza questo tipo di sconcezze, giustamente si è parlato della pedemontana, eccetera. Singolarmente, individualmente e poi collettivamente ci si va a fare. Invece, dal mio punto di vista, sì, un po' ci si dà da fare, ma poi si lascia un pochino correre. Ripeto, sono rientrata in Coalizione Civica e sono contenta di esserci nonostante tutto. Però credo che sarebbe potuto fare molto di più, evitare centri commerciali, evitare supermercati che impattano sull'ambiente, sappiamo come. Quante volte, Nicola, ho parlato dell'incidenza tumorale a proposito dell'inquinamento? Quante volte ho parlato dei disturbi cardiocercoli, ma sembrava parlarsi una mezzo deficiente che diceva cose che andavano ascoltate, sì, ma così un po' con sufficienza. Nella realtà dei fatti la gente si informa e porta avanti le sue battaglie. Ecco, scusate, sono un po' polemica perché ritengo sia giusto esserlo, quindi faccio mia anche la tesi dell'amico che bisogna sempre e comunque attaccare e mai accontentarsi. Ci sarebbero molte altre cose da dire, ma mi fermo qua per non prendere troppo spazio. Grazie. Grazie, grazie. Un altro che vuole dire qualcosa? Allora, gli interventi sono stati tutti molto interessanti. Io sono venuto qui perché comunque insomma ho un rapporto complicato personalmente rispetto a questa regione, nel senso di amore ed odio, perché sono cresciuto e nato negli anni 90 e con il dispiegarsi del leghismo a piene mani,
ma ho conosciuto anche un'altra capacità di questa regione di produrre conflitto, di produrre capacità militante, di produrre capacità di alternativa. E ecco, rispetto a tutte le ovviamente la ritualità dei soggetti politici che ci troviamo davanti questa sera, ognuno con la propria proposta rispetto alle regionali e tutto quanto. Io personalmente, sarà anche la mia età, ho una visione, mi permetto di rivendicarla come un pelo più radicale, no? Rispetto a quello che ho sentito stasera, nel senso che per me la Regione Veneto o la Lega non è solo un partito, ma è un sistema di potere. È un sistema di potere inteso come ce l'ha insegnato Foucault, nel senso che regola i poteri, regola i rapporti tra le persone e parte dal governo della regione fino ad arrivare al paese, perché quando noi, magari io che sono un po' più giovane, seguo canali di movimento, non necessariamente di partito, quando analizziamo la funzione dello Stato, la sua trasformazione, la torsione autoritaria del neoliberismo, no? Il femminismo mi ha insegnato a partire da me, a partire dalla mia esperienza personale, a partire dalla mia condizione, e quando torno nel mio paese vedo una realtà sociale, un tessuto sociale depresso, individualizzato, distrutto, in cui predomina la rassegnazione, in cui ritorna il potere del sindaco, il potere del prete, anzi non solo l'ha fatto con Nicola, il potere degli imprenditori, quegli stessi imprenditori che poi ovviamente sono legati al potere politico locale, sono capaci anche di influenzare il potere politico regionale o nazionale, per cui sono in grado di promuovere i sindaci leghisti che fanno bene il loro lavoro all'interno del paese e poi li mandano al Senato. È successo nella mia città, il sindaco della mia città, figlio di un imprenditore edile, è arrivato al Senato grazie a Salvini. Allora io mi preoccupo non tanto di come arrivare a queste elezioni regionali, ma mi preoccupo perché non c'è più tempo, ok? Non c'è più tempo, non abbiamo più tempo di aspettare, e non solo a livello ambientale, chiaramente in questa regione che quando io prendo la strada per tornare a casa mia a Treviso, c'è una continuità assoluta di urbanizzazione senza mai una discontinuità di verde, di ambiente, di contesto naturale, che è normale perché noi siamo comunque animali, ci consideriamo diversi dagli animali, ma siamo animali e abbiamo bisogno delle stesse cose di cui hanno bisogno gli animali. Io mi preoccupo della capacità di ricostruire all'interno di questa regione dico subito, non me ne frega un cazzo della parola sinistra, della parola sinistra non me ne frega niente, e io mi ritengo un comunista libertario, ma non me ne frega niente della parola sinistra. A me interessa riuscire a ricostruire anche al di fuori delle storie, delle biografie personali, dei politici, di chi ha fatto politica e non ha fatto politica all'interno di questa regione, ricostruire una capacità organizzativa, un movimento, un insieme di persone, ok, che si riconoscono nelle loro singolarità, possiamo chiamarla moltitudine, possiamo chiamarla come vogliamo, che si riconoscono nella loro singolarità, insieme costruiscono e danno, immaginano e alludono ad un mondo diverso, come fanno gli zapatisti, come fanno i confederalisti in Rojava, in questo modo qua, non me ne frega un cazzo del cielo della politica. Io voglio costruire qualcosa che abbia a che fare con la materialità delle persone e soprattutto noi possiamo vincere, ok? Possiamo vincere nel momento in cui riusciamo a rompere quei manifesti di Zaia in cui scrive abbiamo la sanità migliore, le colline del Prosecco, in cui riusciamo a rompere tra la narrazione e la materialità della vita delle persone. Nel momento in cui c'è un iato tra queste due cose e si presenta per esempio l'ultimo caso nella mobilitazione dell'Ater, eccetera eccetera, in tutte le mobilitazioni che facciamo, quando riusciamo a costruire e a rendere palese questo iato tra la vita delle persone e la narrazione, perché il capitalismo non è solo un rapporto economico ma è un rapporto sociale di dominazione, e l'abbiamo imparato negli anni 50-60 dentro la fabbrica e adesso si riproduce all'interno della società.
nel momento in cui riusciamo a rompere questo rapporto di dominazione noi possiamo vincere, e questo è secondo me 1000 volte più importante di qualsiasi discussione su qualsiasi lista per le elezioni. Siamo comunisti ma anche libertari. No, aspetta. No. Lasciamo perdere, c'è qualcuno che confonde la caserma con... No, non vorrei entrare in discussioni che abbia il dibattito ripercorrendo cose ormai antiche. Non credo che sia opportuno. No, quello che volevo dire è proprio molto breve diciamo quello che è stato detto dimostra la possibilità perlomeno di interloquire e di vedere cosa sono le cose che possono essere comuni tra forze politiche che sono diverse e che hanno anche magari degli obiettivi e delle prospettive che possono essere differenti. Una cosa però mi sento di dire rispetto a quello che è venuto fuori. Io e il partito che rappresento siamo molto perplessi sulla faccenda se il PD ci firmasse un documento programmatico, io comincerei a pensare che il documento programmatico o è sbagliato oppure il PD vuole fagocitarmi da qualche parte e dopo comunque sarà diverso. Perché diciamo anche i rapporti si sono fratturati. E secondo me non c'è possibilità, se non in tempi lunghissimi e con trasformazioni dello scenario politico e dei partiti che rappresentiamo noi, ma anche del PD, non c'è possibilità di andare a una convergenza. Quindi questo per me e per il mio partito è un punto fermo. L'abbiamo fatto anche 5 anni fa quando ci è stato chiesto di interloquire. È molto difficile interloquire con chi ha fatto il Jobs Act e non lo rinnega, con chi ha fatto tante altre cose, con chi ha fatto la legge Minniti e non la rinnega in definitiva. Quindi la vedo molto 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 difficile e per noi impossibile. Sì, rispondo perché è stato citato ho più o meno capito le due, credo di aver capito le due questioni su cui sono citato. Sulla questione di coalizione civica, a me la cosa che piace di coalizione civica è che, voglio dire, se avessero chiesto a me e a Paolo se resistevamo 2 anni, vabbè, o ad altri anche, a costruire uno spazio politico insieme, secondo me magari lo dicevamo in pubblico di sì, ma non ci commettevamo nessuno dei due. Siamo ancora qua, anzi 2 e mezzo. E voglio dire, dimostrazione della bontà di quel processo politico, che è un processo imperfetto ed è un processo che te, Grazia, sei il coordinamento politico di coalizione civica oggi, e questo per me è un elemento di positivo, perché è il pluralismo, il conflitto, il fatto di non essere necessariamente d'accordo su tutte le scelte, ma di prenderli insieme,
anche con degli elementi di forte conflittualità. Io credo che sia una cosa che in politica fa la differenza. E non ho capito benissimo Davide a cosa si riferisce al mio discorso, o perché non sono d'accordo, ma non ho capito più. Ah, ok, ho capito. Sì. Sì. Ah, ma ok. Sì. Ok, adesso mi è perfettamente chiaro. Allora, come sempre in poco si rischia di un po' essere fraintesi. Ripeto, io la premessa che ho fatto al mio discorso è che molte di queste riflessioni per me sono riflessioni aperte. Certamente il capitalismo che conosciamo in questa regione oggi non è il capitalismo dei libri di scuola del Veneto a cui siamo abituati, non è il fabbrica, chiesa e basta. C'è una fortissima c'è stata una fortissima penetrazione di quello che secondo me è, cosa si dice prima di essere anticapitalisti, il capitalismo è fortemente entrato in maniera molto più forse distorsiva, certamente, generando delle spinte reazionarie nel tessuto sociale. Il consumismo è entrato molto di più nel tessuto sociale. È vero che siamo pieni di centri commerciali, ma è vero che se passate davanti a Roventa di Piave, qui c'è quell'outlet che richiama anche anche fisicamente la struttura di un piccolo paese veneto, la gente ci va a dormire in camper pur di andare. Allora, certo che è stata questa torsione, e questa torsione in realtà ha spazzato via tantissime relazioni sociali. Il cattolicesimo veneto, questa cosa qui, un bel pezzo del cattolicesimo veneto a questa città l'ha capito, e come se l'ha capito? Ma perché lo vede, l'ha visto negli anni quotidianamente perdere la sua gente, e che è caduta in quell'individualismo, in quella solitudine di cui parlavi prima. Questa torsione porta al fatto che io non lavoro 14 ore solo per una questione di reddito, lavoro 14 ore anche per una questione di aziendalismo, che è una forma di se vuoi anche mischiato a un pezzo di senso di colpa cattolico, certo, sì, esattamente, a quelli volevo arrivare. Voglio dire, siamo una regione in cui fortemente ideologizzata dal punto di vista di quella che è la vita delle persone, in cui effettivamente queste persone hanno, ma anche le strutture sociali che preesistevano, hanno perso completamente il controllo su quello che sta succedendo. Si è parlato di caos prima, no? Noi dobbiamo rispondere a questo caos. Noi a questo caos dobbiamo dire, bene, noi pensiamo che in questa regione, in questo luogo che ha una posizione all'interno dell'Italia, ha una posizione all'interno dell'Europa e anche una posizione, diciamo, che gli fa guardare anche al di fuori dell'Europa, e che mi ha sempre fatto guardare al di fuori dell'Europa. Vogliamo costruire un certo tipo, io torno a questa parola perché non vorrei sembrasse un certo tipo di futuro. Vogliamo costruire, si è parlato di diverso modello di sviluppo, vogliamo pensare anche concretamente a una transizione verso un altro modello di sviluppo, con quelle che sono le macerie, scusate, certamente politiche, ma sociali, economiche. Abbiamo zone industriali costruite in cui ci sono solo le strade, no? Nel Veneto orientale ci sono zone industriali in cui hanno tirato sulle strade e basta. Allora, di fronte, per rispondere a questa realtà caotica, dobbiamo avere un'idea di dove vogliamo arrivare nei contesti in cui siamo, quindi certamente l'emergenza climatica e tutto quello che è stato detto, ma soprattutto come ci arriviamo, com'è che trasformiamo, e voglio dire, e di
Quindi discutere, di studiare, di organizzarcela un'infinità. Come arriviamo lì? Certo che serve farlo subito, ma per farlo subito bisogna aprire delle contraddizioni e aprire anche delle sperimentazioni economiche, politiche, sociali, ambientali. E questo bisogna iniziare a farlo subito. Io faccio e cerco di fare quelle che sono le mie capacità, quello che mi riesce. Una cosa su cui possiamo iniziare a metterli in crisi è iniziare, chi ha voglia e ci riesce, a metterli in crisi sul piano elettorale. È un pezzo della soluzione? Sì, è un pezzo della soluzione. Basta? No, non basta. Bisogna iniziare a mettere in crisi, a costruire un nuovo modello economico? Sì, certo. E bisogna iniziare a sperimentarlo, perché non ci basta pensarlo. Dobbiamo iniziare a pensare a un altro modo di rapportarci socialmente? Sì, e bisogna iniziare a sperimentarlo. E tutto questo è un lavoro enorme che va fatto. E abbiamo pochissimo tempo per farlo. Il mio invito è chi senza tanto, diciamo, non è certamente un momento storico per parati figli, abbiamo bisogno di essere molto concreti, abbiamo poco tempo, abbiamo bisogno di essere concreti ed efficaci, con ognuno dove riesce. Ma io credo che hai perfettamente ragione, parlo allo studente, quando definisci quello della Lega un sistema di potere. Quando io prima ho parlato della vicenda di Serenissima, non si penserà mica che quel bando viene costruito perché vinca una sola unica azienda, sbaragliando tra l'altro poi anche una concorrenza, perché in questi casi sì, la concorrenza è utile, e che questo avvenga per casualità. È un sistema di potere che ha imposto un modello culturale a questo Veneto, non c'è ombra di dubbio. Però vedi, quando io ho presentato 4 interrogazioni sulla vicenda di Serenissima e mi ridevano, in consiglio regionale mi ridevano quelli della Lega, quando ogni volta che presentavo, perché non mi sono fermato alla prima interrogazione, ne ho fatte 4. Quando insieme alla CGIL abbiamo denunciato questo sistema di potere legato alla vicenda di Serenissima, e quando alla fine il Consiglio di Stato ci ha dato ragione, e quando alla fine l'ANAC ha riconosciuto che lì dentro c'è qualcosa di poco chiaro nel modello di gestione degli appalti, ma ho citato Serenissima, potrei moltiplicare per 10, per 100, per 1000, la Pedemontana, 300 milioni regalati a un'impresa che alla fine della realizzazione della Pedemontana guadagnerà 5 miliardi e 400 milioni, e gli abbiamo regalato ulteriori 300 milioni che i nostri figli e i nipoti continueranno a pagare, perché per i prossimi 39 anni pagheremo il mutuo di quello che è stato regalato al sistema di imprese che costruisce la Pedemontana. Quindi questo è il sistema, è esattamente un sistema di potere che ha creato culture, che ha creato modelli economici, 500.000 case sfitte, e facciamo un piano casa che trasforma 11.000 capannoni in abitazioni o in commerciale. Ma dove siamo? Ma che modello? In un Veneto che sta perdendo abitanti, abbiamo perso 100.000 abitanti nell'arco di questa legislatura. Nell'arco di questi 5 anni siamo passati da 5 milioni di abitanti a 4 milioni e 900 mila. E la tendenza è che il Veneto nei prossimi 30-35 anni arriverà a 4 milioni e 300 mila abitanti. Cioè perderemo ulteriori 600 mila abitanti, se non si inverte in qualche modo l'impostazione che abbiamo dato. Quindi questo è quello che è avvenuto. Io dico però che è fondamentale, avete fatto bene a ricordare sia il rappresentante di Potere del Popolo sia il rappresentante del Partito Comunista Italiano, a ricordare il tema degli incidenti nei luoghi di lavoro di questa regione. Ogni giornata di lavoro, Capodanno e Natale compresi, ci sono 2000 incidenti nei luoghi di lavoro del Veneto. Ogni 4 giorni un incidente è mortale. E guardate che in realtà i dati vanno rapportati al numero dei lavoratori. Il Veneto è la prima regione d'Italia perché abbiamo avuto 4 incidenti mortali in meno rispetto alla Lombardia nel 2018, ma siamo una regione che ha metà
del numero degli abitanti della Lombardia. In Lombardia sono 10 milioni, qua 4 milioni e 9. Bravo, è meno della Toscana, che ha 2 milioni di abitanti in meno del Veneto. È da mesi che sto ponendo la questione degli Spisal, perché sono dimezzati rispetto a un tempo in termini percentuali e in termini di incidenza. Dopodiché i rappresentanti di Spisal, sai dove vanno a fare i controlli? Dai compagni di Fornaci Rosse che stanno facendo la festa a Vicenza, cioè vanno a fare i controlli a una festa popolare e non vanno dove evidentemente dovrebbero andare. Non sto dicendo che, ma probabilmente in quella scelta lì di andare a Fornaci Rosse la trovo veramente una cosa che ha dell'incredibile, perché sono tutti volontari, come immagino nella festa di rifondazione, come in tutte, esattamente, come in tutte le feste. Ecco, quindi, e credo che il tema assolutamente decisivo sia la questione della robotizzazione, come la gestiamo questa partita qua, e anche qui dobbiamo ritornare forse ogni tanto il ritorno indietro ad alcune riflessioni che si facevano un tempo serve ad andare avanti, cioè pensare a uno Stato impegnato in economia è forse la scelta decisiva per affrontare veramente il tema, che se no rischia di espellere lavoratori e di mettere nelle mani di pochissimi privati l'economia del mondo, come già è avvenuto. Allora anche su questo io credo che ci sia un terreno comune di riflessione. L'ultima cosa la voglio dire però in maniera chiara: io ho fatto tutto quello che dovevo dal punto di vista della politica e personalmente credo di essere comunque rimasto coerente ai tempi in cui avevo la tessera del Partito Comunista Italiano, e io ve la voglio dire in maniera molto precisa e semplice. Io avrei un desiderio prima delle prossime elezioni regionali, che questa radicalità che in qualche modo, di cui abbiamo parlato questa sera, sia rappresentata in quel Consiglio regionale futuro. Perché vedete, io in questi anni, da quando sono uscito dal Partito Democratico e ho in qualche modo fatto da riferimento, da pivot rispetto ad alcuni temi che mi hanno posto le amministrazioni comunali, gli assessori, i sindaci del centro-sinistra, i comitati, le associazioni, e ho presentato centinaia di interrogazioni, ne ho fatte più io di tutti i consiglieri del Partito Democratico messi insieme, e in quelle interrogazioni era un tentare di dare voce a chi non ce l'aveva in questa regione. Allora io so che non è la stessa cosa se questa radicalità sarà o meno rappresentata in quel Consiglio regionale prossimo 21, perché corriamo serio rischio che questa radicalità non sarà rappresentata. Dobbiamo essere sinceri, onesti, convinti, insomma, di questo. Allora, qualsiasi ragionamento che faremo rispetto alla prospettiva futura deve avere al centro, questa è la mia posizione, la possibilità che questa radicalità sia rappresentata in quel Consiglio regionale, perché io la testimonianza la lascio ai cattolici. Io sono ancora legato a quella storia, a quell'esperienza, e credo che un Consiglio regionale con all'interno qualcuno che sia in grado di rappresentare questa radicalità, ne abbiamo bisogno, ne ha bisogno il Veneto, e qualsiasi discorso anche di prospettiva su un nuovo modello di sviluppo, su una nuova anche idea della politica, se abbiamo qualcuno che la rappresenta in quel Consiglio regionale fa qualche passo in avanti. Se non lo avremo più, io credo che faremo un passo indietro tutti e perderemo tutti. Questa è la mia opinione. Sì, sarò brevissimo, innanzitutto facendo un piccolo apprezzamento a quest'ultima battuta di realismo che penso che tutti quanti condividiamo, che sia una cosa che è bene tenere presente e che evidentemente non può essere un convitato di pietra nel momento in cui si parla di elezioni regionali, pur dal punto di vista strumentale, cioè nel senso delle elezioni come momento di passaggio, del momento rappresentativo come voce, come tribuna per portare effettivamente i problemi reali, ecco, insomma.
Quindi insomma, ringrazio per questo riferimento, che altrimenti rischiava effettivamente di rimanere fuori fuoco. Questo. Dopodiché, per quanto riguarda i due interventi, io penso di essere abbastanza in linea con entrambi. Faccio delle brevissime battute per non rubare altro tempo. La prima, rispetto alle esperienze civiche, adesso esulando da Padova, dall'esperienza specifica di Padova, quello che mi sento di dire è questo, che se è vero che il prendere piede di esperienze civiche è sintomo di una crisi, come diceva Seba, di riferimenti più tradizionali delle forme del fare politica, e quindi si individua un problema guardando al civismo, non per questo deve necessariamente essere la soluzione. O meglio, il fatto che sia un sintomo ha portato il Partito Democratico stesso a cercare di mascherarsi dietro liste civiche ovunque. E quindi non penso assolutamente che il fatto di avere il marchio del civismo sia la soluzione. Questo vale ovunque, vale per Potere al Popolo, che un posizionamento di potere al popolo che pur può partecipare a liste civiche, contemporaneamente a Padova per esempio non è parte dell'esperienza di coalizione civica, fondamentalmente perché la cartina di tornasole è una sola, o meglio sono due, cioè una sola nel senso che è la materialità delle cose, è la capacità tua di dare effettivamente corpo a un'opzione altra che veramente mantenga la mobilitazione popolare al centro della sua attività politica e non semplicemente nelle parole. Quindi quando prima Nicola parlava della necessità di radicamento e di organizzazione, stiamo parlando esattamente di questa cosa qui, ed è una cosa fondamentale, è esattamente un problema fondamentale nel momento in cui parliamo della politica. E dall'altro lato però si tratta c'è la questione della coerenza delle scelte, della capacità di porre le rotture laddove vanno poste e di non scendere a compromessi, perché questo rimane un problema centrale di credibilità e riferimento critico da parte mia, parte di Potere al Popolo, al Partito Democratico, e non condividere una frase come quella che veniva detta rispetto al fatto che se viene il PD e mi firma una determinata cosa noi siamo d'accordo perché questa è una garanzia del fatto che la mia proposta parla alle persone. Io penso che le persone sappiano perfettamente che cos'è il Partito Democratico, non ci sia bisogno assolutamente di spiegarglielo, e con il Partito Democratico non si possa fare nulla, proprio perché è una delle cause della situazione in cui ci troviamo. Questo per quanto riguarda il primo intervento. Per quanto riguarda il secondo di Davide, che al momento non vedo e mi dispiace, quello che si chiamava moltitudine è quello che noi possiamo chiamare potere popolare. Evidentemente le questioni vanno in direzioni differenti, hanno dei riferimenti anche teorici differenti, ma proprio l'idea di andare a lavorare nella contraddizione tra la materialità delle cose, la rappresentazione che viene data dalla Lega del Veneto, ma non soltanto, ovviamente anche del Partito Democratico di se stesso, ovviamente anche dell'Unione Europea di se stessa, eccetera, eccetera, e lavorare su quella contraddizione lì perché si inneschino forme di protagonismo dal basso, popolare, di organizzazione, di lotta, è la prospettiva, l'unica prospettiva che può effettivamente salvarci. Possiamo chiamarla come vogliamo, ma è esattamente questo il punto su cui si può e si deve fare politica. Questo assolutamente senza voler dare per perso nulla, perché se per Potere al Popolo, per esempio, è una delle opzioni il fatto di non presentarsi alle elezioni come era stato in altri contesti, non è perché appunto temiamo di perdere o perché diamo per perse le cose, ma perché sappiamo che il lavoro da fare è lungo e richiede una certa radicalità. Grazie. Due battute davvero veloci. Raccolgo personalmente, sicuramente sposo l'invito di Piero, certo, magari, e poi bisogna sempre sfidare, bisogna stare dentro le contraddizioni e sicuramente portarle dentro le istituzioni. Questo sono assolutamente d'accordo. Però mi sento di ripetere una cosa, non è una questione di alleanze e di alchimia, francamente mi interessano veramente poco, è una questione di visione. Noi abbiamo bisogno di due cose, secondo me, fondamentali. Uno, stare dentro le contraddizioni che ci sono in questa regione, metterle in luce e stare nelle cose. Ma l'altra cosa che serve anche è avere la visione di dove andare. Perché questa è la politica, perché spesso dentro i movimenti
dentro le varie lotte c'è una chiarezza assoluta, una conoscenza, un patrimonio di saperi, di esperienze, di pratiche, ma non c'è una visione che le tenga insieme. Noi abbiamo bisogno di mettere insieme tutte queste lotte, le lotte della casa, il lavoro, il salario, l'ambiente, di metterle insieme dentro una visione. E questo è il mestiere, se lo dico brutalmente, della politica e non della tattica. Noi abbiamo bisogno di fare questo e di costruirlo tutti insieme, che non significa tutti la somma dei partiti, significa tutti, ma tutti nel vero senso della parola. Ok, anch'io veramente due battute al volo perché stiamo anche facendo un po' tardi e volevo solo chiarire, sono molto d'accordo con l'ultima cosa anzi la prima cosa che dicevi, cioè il fatto non c'è un innamoramento per il civismo, non è questo il tema, cioè che adesso si pensa che sostituendo il nome, no, con il nome di una lista civica si risolvono i problemi. Io dicevo proprio l'esatto opposto, cioè il tema è che argomenti, che tematiche, che orizzonti costruisci dentro un processo collettivo. Questa era la questione, che sempre per essere efficaci ed essere materialisti rispetto a una trasformazione possibile dei contesti in cui viviamo, delle realtà, dei territori in cui viviamo. E detto questo, ragazzi, adesso non prendiamoci in giro, cioè siamo tutti qua e tendenzialmente, almeno fino a un anno e qualche mese fa, eravamo tutti all'opposizione del governo che vedeva il PD in maggioranza, Cioè il Job Act l'abbiamo contestato tutti, la buona scuola l'abbiamo contestata tutti, i decreti Minniti eravamo tutti in piazza, anche quando è venuto Minniti a Padova a contestarlo e a costruire le mobilitazioni. Io non ero al governo nel 2015, Luci. Guarda, anzi, io in realtà non sono mai stato, ma anche la realtà di cui faccio parte garantisco che era già all'opposizione ampiamente, per cui solo per chiarezza. Dopodiché, detto questo, io penso che le situazioni, semplicemente questo, mutino anche. Quello che dico io è che non vorrei neanche, perché prima forse non era chiaro questo, io non vorrei neanche stare a discutere del PD o del Movimento 5 Stelle, che è un altro tema che poi rimane aperto oggi in particolare. Cioè, se domani si costituisce il governo, tu sei in una regione come il Veneto, dove comunque i 5 Stelle sono all'opposizione da 5 anni già alla Lega, per cui non ci sono stati al governo un anno e mezzo assieme, ti pone delle problematiche da un certo punto di vista. Allora, su queste cose vogliamo costruire, quello che dico io, un discorso in un contesto in cui tutto sta mutando, perché quell'anno e mezzo di governo giallo-verde ha determinato dei cambiamenti, e io penso che questa cosa, per esempio, si veda anche se andiamo a vedere il voto delle ultime europee, dove noi con Paolo abbiamo fatto insieme una lista, ma è stato evidente che dal punto di vista delle persone che votavano quella cosa non è stata vissuta come credibile e capace di essere un freno alla destra fascista che avanzava. Dentro questo, io devo dire, mi sono impegnato personalmente in quella campagna elettorale, ma dopodiché ho visto come positivo l'elezione di Bartolo al Parlamento europeo e il fatto che nel Lazio sia stato il più votato, che sicuramente non era uno che veniva dal Partito Democratico. Anzi, fino a un mese prima rischiava di essere candidato nella lista della sinistra se ci fosse stato l'accordo di tutte le aree, diciamo, dai Verdi in giù, dai Verdi in qua, anzi, per le elezioni europee. E allora, questo sto ponendo come tema. Il fatto che questa discussione delle alleanze appassiona noi, ma non appassiona, anzi, a noi anche poco, spero, però non appassiona la gente attorno a noi, e con quella bisogna che ci concentriamo sui temi che sono quelli che ci siamo detti fino adesso, perché c'è un problema vero. Le cose che ci siamo detti, ragazzi, ce le portiamo avanti dal 2000. Galan è salito al potere nel 2000, i primi 5 anni, anzi dal 2000 sì, poi adesso in maniera continuativa, diciamo dal 2000 ai Galan-Zaia fino adesso. Però con Zaia, che è stato vicepresidente nel periodo degli scandali Consorzio Venezia Nuova e via discorrendo, e noi quella cosa non siamo in grado di fargliela pagare. Questo è il problema, che noi abbiamo il più grande scandalo di corruzione in Italia.
non riguarda solo Forza Italia, però mi permetti, chi c'era lì al governo, Paolo, adesso riguarda un po', sì. Ma certo, però se mi permetti, Zaia quella roba lì non l'ha minimamente pagata ed era una cosa di cui lui, cioè gli hanno arrestato un membro della giunta, hanno fatto piazza pulita di tutti quelli che erano i circuiti attorno e noi quella cosa non stiamo riuscendo a fargliela ritorcere contro, tra virgolette. Allora su questa cosa qua dico, proviamo a rimettere al centro i temi e meno appunto, come diceva giustamente Laura, le alchimie d'alleanza che appunto lasciano il tempo che trovano. Io ringrazio tutti intanto quelli che hanno ascoltato così, con un dibattito così lungo e tanti interventi che mi pare una cosa insomma anche questa da riconoscere. Spero che ci saranno altri momenti di discussione perché comunque le discussioni e i confronti sono anche fecondi, insomma, dopo non so se porteranno a dei risultati eccetera. Io devo dire una cosa, insomma, io penso che il conflitto sia necessario, cioè in questa regione più che in qualsiasi altro luogo, proprio per rappresentare concretamente quello che diceva il compagno prima, insomma, lo iato fra la narrazione e la realtà. Noi viviamo una situazione dove settori, magari non maggioritari, ma comunque larghi di popolazione di questa regione vivono in condizioni comunque difficili. E sono state in qualche maniera intontite, ubriacate anche queste dalla narrazione leghista, soprattutto quella sulle migrazioni e quant'altro. E questo, come dire, non ci piove su, insomma, cioè, il cuore della possibilità di un'alternativa nasce dentro i movimenti reali, dentro le pratiche di lotta e la capacità di mettere in luce le contraddizioni. Io ho passato l'agosto, ho fatto a Marghera un'assemblea il 13 agosto e una riunione nella federazione il 17 agosto, non perché mi piaccia fare, avrei preferito andare a pescare, insomma, ecco, per essere molto chiaro. Però ho colto immediatamente, cioè proprio nell'interlocuzione immediata che c'è stata nella prima iniziativa che abbiamo fatto a Padova, abbiamo lanciato una proposta di conferenza stampa sulla questione caseate con piccolo presidio. Sono arrivate 50 persone e là era chiaro, insomma, no, che c'era con dei discorsi molto netti, molto chiari, ma anche guardate che questa cosa tante cose non sono vere, cioè noi andando in profondità dentro quelle che sono le realtà sociali con cui ci dobbiamo confrontare, scopriamo delle cose estremamente interessanti. Per esempio c'è un coinvolgimento di un segmento della società che ha memoria, che ha storia. Cioè, sono quelli a Venezia, sono quelle donne che c'erano nati negli anni 70, bloccavamo Fratelli Bandiera, andavamo davanti al comune di Venezia perché volevamo gli asili, scusate se parlo in dialetto, ma cerco di riprodurre, insomma, e coi carabinieri che ne metteva il mitra sulla panza anche se erano incinte. Cioè, come dire, no, non è che quella è la composizione che vota a sinistra o centro-sinistra, si trova più facilmente nel centro di Padova che nelle periferie di a Marghera la Lega ha spopolato. Sì, no, non è Stalingrado, no, ma voglio dire, l'evidenza del fatto che mi pare, no, non è Stalingrado assolutamente, ci mancherebbe. Vabbè, però io quello che voglio dire è che c'è anche da riscoprire, c'è anche con una capacità poi materiale di essere dentro le cose, no? Perché adesso noi abbiamo questione, però esperienze di lotta si possono costruire attorno a, per esempio, tutta la questione della sanità, cioè, perché anche là poi se parli con la gente ci sono elementi di grande sofferenza, di grande problematicità, non è solo la difficoltà di pagare l'affitto come te lo impongono adesso, è anche la difficoltà di curarsi, viene fuori il fatto della cura, vengono fuori un sacco di cose e viene fuori anche un'altra cosa che secondo me è straordinaria, che c'è una tendenza a ricostruire comunità. C'è Vincenzo qua, Vincenzo lo sa perché anche lui sta partecipando eccetera e vede queste donne, soprattutto le donne
e anche non solo, ma che hanno una forte, cioè al di là della lotta vedono anche un percorso di rottura della solitudine, e anche questo è un elemento estremamente interessante. Ecco, però non è vero che non gliene frega niente della politica, non è vero che non gliene frega niente, perché cioè, alcune cose sono in chiaro, non è che non è vero che gliene frega se c'è il PD o no, perché la narrazione, cioè questa perché l'idea, cioè, noi abbiamo un problema, perché quando diciamo sinistra si pensa al PD, cioè, e quando ti dicono i comunisti che ha fatto, cioè, pensano al Job Act, pensano ai tagli ai servizi sociali, pensano alle politiche di austerità, dicono la sinistra, perché questa è la narrazione e questo è quello che gli è entrato in testa. È un problema grande, e non è che se ne viene fuori, cioè, non affrontandolo, non mettendo una discriminante netta. Questo vale per le questioni sociali, come vale per il lavoro e come vale per le questioni ambientali, perché se noi facciamo un discorso netto sull'ambiente, radicale, non è che possiamo non dire, cioè far finta che il PD non sia per la TAV, per le grandi opere, per la Belmontana, per le grandi navi in laguna. Non è che possiamo far finta e dobbiamo andare dalla gente a dire, ma noi facciamo, cosa gli diciamo? Facciamo questa cosa perché vogliamo che la sinistra radicale vada a rappresentarvi dentro. Mi pare che ci sia una contraddizione. Detto questo, io lo dico, come dire, avendo sempre interesse all'interlocuzione e alla discussione. Per esempio, sulla questione delle liste civiche ci vede un elemento, se tu hai detto cioè, è vero, c'è una voglia di protagonismo, di appropriarsi del bene comune, che i partiti in qualche misura, i partiti in generale, compreso anche il mio quando ha avuto qualche possibilità di mettere le mani sul governo, ha sottratto alla, come dire, ne ha fatto una faccenda privata, per cui io, come dire, sono abbastanza d'accordo sull'indagare su questo tipo di... Non credo che sia la risposta, Noi abbiamo una cosa, cioè, che ci dovrebbe... Cioè, la Lega è il partito più leninista che ci sia, cioè è un partito a tutto tondo, non è solo un sistema di potere, è anche un partito che si è strutturato e organizzato in un determinato modo, con una proposta politica chiara, netta, di merda, ma che poi ha anche, come dire, ma fortemente ideologica, è nettissimo. Cioè io penso che su questi punti, senza volere, cioè, bisognerà ancora ragionare, però non possono essere, come dire, fuori da... come un elemento che si pospone, no? Poi vediamo come va. E vediamo come va, cioè io posso dire una battuta banale, l'altro giorno ero con 4-5 donnette, no donnette, signore, donne, mi raccomando, gli hanno detto c'è l'assemblea al PD in Sumia, alla festa del Fistomba, dove si parla di casa popolare, ma va a fare il culo, cioè, punto, cioè, nel senso che cioè, non è così, cioè, è così, non sarà così dappertutto, però noi dobbiamo anche capire alcuni segnali, non dobbiamo far finta che non esistono. Io non voglio, cioè io poi penso un'altra cosa, io penso che se al di là della questione nazionale, cioè, proprio c'è un elemento, cioè qui il PD non è un partito di opposizione, non può rappresentare, cioè, l'opposizione alla Lega, a Zaia in particolare, più che alla Lega, a Zaia, perché nella sostanza larga parte delle proposte in qualche maniera non hanno trovato opposizione oppure hanno trovato condivisione. Su questo sono d'accordo. Di cosa stiamo parlando? Esatto, e perché? Perché le rappresentanze sociali sono contese, perché la piccola, media industria, il tessuto industriale, eccetera, i padroncini veneti interessano al PD esattamente come interessa alla Lega. Questa è la verità. Io penso, almeno a vedere come si sono sviluppati, non a caso, insomma, la candidatura di Calenda nel Veneto, anzi nel nord-est, mi è sembrata evidente da questo punto di vista. Le cose sono cambiate, non credo che siano cambiate, perché
le scelte sono, di fondo rimangono ancora quelle, anche nei punti che vengono discussi quei punti che dovrebbero, come dire, segnare il cambiamento, in realtà perché quando si parla dei decreti Minniti si dice si potrà discutere del cambiamento sulla base delle indicazioni del Presidente, no, i decreti sicurezza di Salvini, sulla base degli argomenti sulle grandi opere, sappiamo quali che sono le posizioni, la CGIL ha chiesto l'intervento io penso che la CGIL sulla questione del governo nazionale abbia fatto un intervento importante, non c'è stata risposta. Patrimoniale non se ne parla, ripristino dell'articolo 18 non se ne parla, attenzione, cioè, non è che qua se poi quelle cose che cambiano sono la legge Fornero, cioè quota 100 perché si torna indietro, oppure sul terreno di cittadinanza perché si torna indietro, non è che ci possa, come dire, segnare. Se poi il segnale di cambiamento è il fatto che si mettono insieme sul programma della Presidente della Commissione Europea, forse anche là bisogna fare un piccolo ragionamento. Detto tutto questo, naturalmente, noi la diciamo netta, insomma, per noi il punto politico e la collocazione politica è un elemento di chiarezza nella relazione con la gente di questa regione, con i ceti popolari che vogliamo raggiungere. Paolo, scusa, questo è vero, però mi trovo d'accordo con lui quando dice che la gente ha bisogno di partecipare ed è il lavoro del Movimento 5 Stelle che sta portando avanti questa cosa e che purtroppo gioca a suo favore. Allora bisognerebbe imparare a farlo tutti, coinvolgere veramente tutti i cittadini, non per protagonismo ma per partecipazione. Allora, io dico che il tema della partecipazione è un tema fondamentale, il tema del coinvolgimento dei soggetti reali e del confronto sul programma è un tema fondamentale, ma come è fondamentale questo, è altrettanto importante per la chiarezza della proposta politica la collocazione politica. No, vabbè, chiaro, non è che si definisca di destra. Certo. Vado ci giro tondo, questo è il punto per noi. E spero che poi nel percorso che voi fate si possa rincontrare, però per noi il percorso parte anche da qua, parte dalla discussione del programma, ma parte anche dalla chiarezza sul tema della collocazione. Grazie a tutti e buonasera.